Ben ritrovati, una nuova edizione straordinaria di Antenna 3. Oggi è sabato, staremo insieme per parecchio tempo. Sapete che di solito il sabato non è prevista una diretta dall'unità di crisi di Marghera, quindi non ci sarà il punto stampa del presidente Luca Zaia, però l'azienda Zero ha già diffuso i dati legati alle vaccinazioni e sono 52.813 le somministrazioni di vaccino anti-Covid effettuate ieri in Veneto. Dunque davvero il massimo di potenza della Regione Veneto per la campagna vaccinale, che sappiamo sta andando davvero bene. Ieri nel corso dei nostri notiziari vi abbiamo fatto ascoltare le dichiarazioni del presidente Zaia al San Bortolo di Vicenza, che dice che almeno un veneto su due ha già ricevuto la prima dose. Io vi presento il nostro primo ospite, che è proprio fresco di vaccinazione, Andrea Penzuaiello, presidente di Veneto Imprese Unite. Buongiorno Andrea. Buongiorno a voi, grazie dell'invito come sempre. Allora, la vaccinazione ricevuta ieri era una vaccinazione tanto attesa, Andrea? Sì, diciamo che per tutto il nostro settore comunque la vaccinazione vuol dire poter ripartire con tranquillità e con serenità, perché comunque siamo uno dei settori che è più a contatto con i clienti e quindi anche per noi vuol dire un po' scongiurare lo spauracchio del virus. È arrivata. Devo dire che l'hub di Villorba è eccezionale, l'avevo sentito parlare molto bene nei mesi scorsi e effettivamente sono organizzatissimi e di conseguenza è andato tanto bene. Adesso attendiamo il richiamo e speriamo che questo serva anche da motore per il turismo e per i consumi nei prossimi mesi. Andrea è qui a rappresentare un mondo intero, un mondo che di fatto ha pagato probabilmente il prezzo più alto di questa pandemia, un mondo che si è dovuto fermare, probabilmente anche indebitandosi, poi ha potuto ripartire ed ora che il Veneto è in zona bianca, che il coprifuoco non esiste più, si sta iniziando a lavorare davvero. Io partirei da qui per poi farvi sentire un estratto della conferenza stampa del Premier Mario Draghi di ieri sera. Ma partiamo proprio da questo dato. Il Veneto è in zona bianca da circa una settimana, con un coprifuoco. Questo è il secondo weekend che il coprifuoco non c'è. Che tipo di atteggiamento le sembra di cogliere per le strade? Allora, la cosa più bella che c'è stata in questa settimana è stato ricominciare a vedere stranieri arrivare a Treviso, arrivare a Venezia, arrivare a Padova, quindi ricominciare a sentire parlare tedesco, parlare americano. Vuol dire che il turista, ora che non c'è più il coprifuoco, è tornato finalmente a viaggiare anche sulla nostra regione. Quindi era un deterrente grande il coprifuoco? Assolutamente sì, ma bastava parlare con i nostri colleghi di Jesolo quando avevano prolungato il coprifuoco, tutte le cancellazioni sotto Pentecoste che hanno avuto appunto dai tedeschi, sono stati l'ennesimo massacro per la loro economia. Adesso che finalmente si è tolto anche quest'ultimo vincolo, si è visto subito com'è cambiato il mercato. Lei ha nominato Jesolo, il sindaco Valerio Zoggia da un paio di settimane ha emanato un'ordinanza antimovida che vieta il consumo di alcol. La stessa cosa si sta facendo nel veneziano. Se anche il sindaco di Treviso, Mario Conte, prendesse una decisione di questo tipo, come reagireste voi, gestori di locali? Io, da come ho avuto possibilità di rapportarmi col sindaco di Treviso negli ultimi 14 mesi, so che prima parlerebbe con noi, cioè con le realtà commerciali, si riesce a avere un compromesso per andare a punire chi trasgredisce ma lasciar lavorare effettivamente chi si comporta bene. Quindi penso che gesti così estremi non verrebbero fatti, soprattutto perché poi si è visto appunto anche a Jesolo che i ragazzi portavano poi da bere direttamente da casa, quindi la vendita era vietata, ma le stesse scene di degrado si avevano lo stesso nel lungo spiaggia. Quindi probabilmente serve appunto andare a controllare più chi fa poi l'abuso di alcolici in luogo pubblico piuttosto che i locali, che sono sempre comunque molto ligi. C'è stato un periodo che voi titolari dei locali a voi è stato demandato il controllo anche del cliente e ci fu una multa che fece tanto discutere in un locale proprio di Treviso. Il gestore multato, costretto a chiudere perché gli avventori non avevano la mascherina, oppure in quel momento, adesso non ricordo esattamente che cosa accadde, ma in quel momento non furono rispettate le norme anti-Covid e il gestore che noi abbiamo incontrato ci disse: io non riesco a gestire la mia clientela che magari si sposta fuori proprio perché non possiamo fare assembramento e non riesco a fare il vigilante se allo stesso tempo a servire i miei clienti. È corretto? Abbiamo superato questa dicotomia che il gestore deve controllare i propri clienti? Diciamo che comunque in questa seconda fase c'è anche molta più responsabilità da parte dei clienti stessi, che mentre all'inizio, ne parlavamo proprio col sindaco qualche giorno fa, era molto più difficile anche per noi appunto gestirli, adesso c'è molta più responsabilità, si sono resi conto che il virus non è stata una botta e via ma è tornato a ottobre e quindi anche la paura di un
eventuale ritorno li ha fatti comunque assumere maggiori responsabilità. In più la polizia locale questa volta si è assunta la responsabilità di rispondere a tutte le nostre chiamate proprio di difficoltà di gestione, quindi se noi abbiamo dei problemi a gestire qualche cliente che non vuole rispettare le norme possiamo benissimo chiamare la locale e che interverrà a nostro aiuto e a nostro beneficio e non per sanzionarci. Quindi diciamo che c'è una maggiore collaborazione, stiamo prendendo molto avanti le misure e probabilmente la strada sarà sempre più in discesa per tutti quanti. Che cosa ne pensa del dibattito sulle mascherine? Noi ieri abbiamo raccolto alcune interviste, molti trevigiani hanno detto ma insomma forse è il caso di essere ancora prudenti, c'è ancora tanta paura che ci possa essere una quarta ondata questo autunno. Lei che insomma lavora la sera, lavora anche e soprattutto con i giovani, cosa ne pensa della necessità, dell'opportunità di togliere la mascherina almeno all'aperto come ha fatto la Francia? Diciamo che basterebbe già iniziare a usare la mascherina così come andrebbe utilizzata, cioè quando la situazione è quella pericolosa, quindi strade molto affollate o piazze dove comunque c'è una presenza massiccia di persone, alzarla ma per la propria sicurezza oltre che per quella di chi sta davanti. Nel momento in cui però si passeggia anche su una strada meno affollata dove si può mantenere tranquillamente il metro sono i 2 metri, con questo caldo probabilmente è meno rischioso tenerla abbassata che tenerla alzata, perché comunque noi che lavoriamo dobbiamo tenerla comunque per 8-10 ore al giorno, penso a me dietro un bancone con la macchina del caffè con un sacco di caldaie che ci scaldano, è già pesante. Certo. Almeno una persona normale quando si gode una passeggiata in condizioni in cui può farlo, poterla togliere all'aperto diventerebbe positivo. Un'opportunità. Tra pochissimo dovremo riuscire, vediamo se ce la facciamo a collegarci con la CGA di Mestre, con Paolo Zabeo, che ha fatto un calcolo molto interessante. La CGA dà i numeri insomma, della gestione e dello sviluppo economico del nostro territorio. I debiti ammontano ad almeno 52 miliardi, cioè nel 2020 le forniture non pagate sono state per 10 miliardi. Ne parleremo tra pochissimo con lui. Ma la parola debiti è una parola che noi abbiamo sentito pronunciare a molti ristoratori che abbiamo intervistato, persone che si sono indebitate per ripartire. Quanto è grande questo fenomeno secondo lei? Beh, consideriamo che la maggior quantità di aiuti dati dallo Stato sono aiuti nel fare debiti, perché alla fine i vari prestiti agevolati sono effettivamente dei debiti che ormai tra 12 mesi dobbiamo cominciare a saldare. Quindi chiunque è stato costretto a chiedere almeno i 25.000 euro del Cura Italia. Dopodiché appunto anche altri comuni, pensavo per il comune di Treviso che ha fatto anche il Treviso Fund, un altro bellissimo strumento per aiutare le aziende ad avere liquidità, ma anche questi sono altri debiti, di 30-35 mila euro che poi appunto tra altri 12 mesi un'azienda dovrà ricominciare a lavorare. Quindi purtroppo chiunque è riuscito a ripartire adesso, anche le aziende più sane, hanno dovuto chiedere liquidità alle banche. Non è stato sempre facile, nonostante ci dovessero essere le garanzie da parte dello Stato. Molte banche... Non avete trovato sempre le porte aperte? Assolutamente no. E la cosa più preoccupante è che adesso moltissimi istituti bancari stanno andando a chiedere il rientro del fido a chi ha utilizzato gli aiuti che lo Stato doveva dare completamente garantiti. Quindi c'è un secondo problema, che è quello appunto che molte aziende sono in difficoltà perché risultano con segnalazioni interne anche se in realtà non sono segnalabili. Ma possono farlo adesso le banche? Possono già iniziare a chiedere? Teoricamente il rientro del fido per questi motivi non può essere chiesto, però da noi in Veneto, ma in realtà tutta Italia, perché mi confrontavo con alcune associazioni nazionali settimana scorsa, c'è proprio questo problema che segnalazioni interne alla banca vengono utilizzate per la richiesta di rientro fido. Questa è una realtà decisamente pesante, grazie per avercela raccontata. Chiedo alla regia per cortesia di mandare in onda l'estratto della conferenza stampa di Mario Draghi di ieri legato allo stato di emergenza, perché insomma conosciamo il Covid da quasi 2 anni, eppure siamo un paese ancora in stato di emergenza. Che cosa significa questo? Lo vedremo tra poco, ma intanto vi facciamo ascoltare questo estratto. Presidente, buonasera. Tabaglione di skytg 24. Lei non si è mai espresso in maniera pubblica su questo. Lo stato di emergenza secondo lei andrebbe prolungato dopo la data del 31 luglio? Grazie. No, è vero, non mi sono mai espresso, ma se avessi avuto intenzione di esprimermi mi sarebbe passata la voglia dopo aver letto l'articolo del professor Cassese ieri, che richiama tutti quelli che si vogliono esprimere prima al fatto che non si può decidere lo stato di emergenza con 1 mese e mezzo d'anticipo. Un'emergenza è un'emergenza che si verifica, quindi lo decideremo quando saremo vicini alla data di scadenza. Allora, questo è quello che ha detto Draghi. Intanto io saluto e ringrazio Paolo Zabeo, CGA di Mestre. Buongiorno Paolo, grazie per essersi collegato con noi. Abbiamo avuto qualche problema tecnico, ma ora ci siamo. Buongiorno.
Sono a voi. Allora, ha sentito, no, lo stato di emergenza e poi io ho appena nominato con il mio ospite in studio la vostra indagine. Stiamo parlando di debiti che ammontano ad almeno 52 miliardi. Ci spiega un po' come avete raggiunto questo dato? Ma guardi, stiamo parlando di debiti commerciali, ovvero i mancati pagamento che lo Stato, tutte le pubbliche amministrazioni nel loro complesso non hanno onorato nei confronti delle imprese fornitrici, di chi appunto vende alle pubbliche amministrazioni materiale oppure ha eseguito dei lavori, delle opere pubbliche, eccetera. Quindi complessivamente i debiti che la pubblica amministrazione ha nei confronti dei propri fornitori ammontano a quasi 52 miliardi di euro e i dati non sono della CGIA di Mestre, ma dell'Eurostat, che è praticamente l'istituto di statistica a livello europeo, che periodicamente fa dei confronti da dove risulta che il nostro paese l'anno scorso è maglia nera in Europa per quanto riguarda appunto i mancati pagamenti. Non solo. Quindi noi abbiamo questo debito che è aumentato notevolmente negli ultimi anni, ma nel 2020, che è stato l'annus horribilis dell'economia italiana, ebbene, a fronte di 152 miliardi circa di fatture che la pubblica amministrazione nella sua interezza ha ricevuto dai fornitori l'anno scorso, ne ha pagati solo 142. Vuol dire che l'anno scorso 10 miliardi di euro, ripeto, 10 miliardi di euro di fatture non sono state pagate, e qui i danneggiati da questa operazione sono ovviamente le imprese, in particolar modo le piccole imprese che lavorano nei confronti della pubblica amministrazione, che non vengono pagate. Quindi questo è un gravissimo problema che, ricordo, già nel gennaio del 2020 la Corte di Giustizia europea ha condannato con una sentenza il nostro paese al fatto che appunto non rispettiamo la direttiva europea in materia di tempi di pagamento. Paghiamo in ritardo, ma soprattutto continuiamo a non pagare. Questo è un gravissimo danno per le imprese. Voi avete ipotizzato nel sistema della compensazione secca diretta una possibile soluzione, ovvero? Ovvero, le faccio un esempio molto concreto. Ad esempio, se io sono un'azienda fornitrice del Comune di Napoli e il Comune di Napoli non mi paga, ad esempio, una fattura da 10.000 euro, io, se sono l'azienda, la settimana prossima devo pagare i contributi INPS, mi compenso questi 10.000 euro, non pago questi 10.000 euro, vado a compensazione diretta. Ovviamente questi 10.000 euro che io avanzo dal Comune di Napoli devono essere certi, liquidi ed esigibili, così che io compenso, vado a pari come azienda, poi sarà l'INPS a sua volta che si dovrà rivalere nei confronti del Comune di Napoli e farsi dare i soldi. Da un punto di vista teorico sarebbe abbastanza facile applicare questa misura. Ovviamente tutti se ne guardano bene, le pubbliche amministrazioni, perché è chiaro che penalizzerebbe le virtuose e in qualche modo metterebbe in difficoltà chi non paga, e quindi è evidente che la pubblica amministrazione, quindi la politica, si guarda bene a prendere una, diciamo così, una decisione di questo genere. Senta, sulla base anche delle vostre analisi, come ritiene che possa essere risolto il dibattito dello sblocco dei licenziamenti? Nel senso che ci sono tante aziende, piccole e medie imprese, che sono in difficoltà e continuano a chiedere, cioè chi chiede lo sblocco dei licenziamenti, chi invece dice abbiamo bisogno comunque per ripartire di poter tornare a gestire le nostre risorse umane. Che cosa ne pensa lei? Ma guardi, è un problema evidentemente molto serio, delicato, perché la situazione economica rimane ancora estremamente difficile, nonostante da qualche settimana ci sia stata l'apertura totale, però è evidente che questo è un anno ancora estremamente difficile. E va ricordato che per le piccole imprese il blocco permane fino al prossimo autunno, a ottobre. Probabilmente lo sblocco avverrà solo a partire da luglio per le grandi aziende, quindi soprattutto per l'industria e il settore delle costruzioni. Noi crediamo che le misure messe in campo fino adesso possono essere sufficienti ad attutire il colpo.
È altresì vero che bisogna rivedere, riformare il sistema degli ammortizzatori sociali quanto prima, in modo tale da estenderli, da mettere in campo delle misure di sostegno a quei lavoratori che perderanno i lavori importanti, creare le condizioni perché questi lavoratori, nel caso fossero espulsi dal mercato del lavoro, possano rientrarvi quanto prima, e quindi diventa determinante il ruolo della formazione continua. Quindi su questo bisogna lavorare. È evidente però che siamo anche l'unico paese in Europa che ha ancora in piedi questa misura, e quindi dovrà in qualche modo, io credo entro la fine dell'anno, essere eliminata, perché ovviamente sta creando dei problemi soprattutto in alcuni settori. Andrea, personale, no? Una delle questioni importanti che sono finite su tutti i giornali è quella della ricerca del personale, che per il vostro settore, insomma, pare non sia così semplice trovare lavoratori. Tu personalmente ti sei introdotto, insomma, ti sei inserito nella polemica legata agli stipendi che vengono dati alle persone che fanno questo tipo di lavoro, quindi ci puoi raccontare secondo te davvero qual è il problema? Perché non si trovano lavoratori? Allora, diciamo che ci sono diversi punti di partenza nuovi dopo la pandemia che hanno fatto cambiare un po' la prospettiva di chi ha fatto questo lavoro anche per una vita. Sicuramente poter stare a casa per molti con la famiglia ha aperto un mondo, perché magari cominci a fare questo lavoro quando hai 16-17 anni, quindi non ti rendi conto di quello che stai perdendo, quindi poter cenare a casa con la famiglia o comunque potersi avere una domenica libera per molti ha un po' fatto scattare quel meccanismo per il quale è difficile adesso tornare a fare il nostro mestiere. Però un'altra grande difficoltà per chi fa il nostro lavoro, me ne sono reso conto parlando con molti dipendenti che hanno cambiato proprio strada in questo periodo, è l'incertezza ad esempio di ottobre, del futuro, quindi continuare a impegnarsi in un settore dove appunto c'è il rischio di nuovo di una nuova chiusura o altro sta facendo paura, e quindi chi trova lavoro ad esempio nei supermercati o anche come professionista, penso che stanno a fare aiuto idraulico, aiuto elettricista, preferisce queste filiere che non si sono mai fermate appunto durante la pandemia, e questo ci mette molto in difficoltà, perché appunto non solo non riusciamo a trattare un contratto con una persona, ma abbiamo proprio le persone che vengono a chiedere un contratto a noi. Si sta un po' buttando adesso sul discorso, sentivo soprattutto i sindacati, sul discorso delle buste paghe non all'altezza del lavoro richiesto. Per carità, anch'io sono stato un 18enne che lavorava sottopagato e senza contratto, quindi è una cosa che comunque esiste, non si può. È la famosa far finta gavetta di che abbiamo fatto tutti? Esattamente, per carità, sì, non corretta, però purtroppo l'abbiamo fatta tutti quanti. Però penso che per ogni azienda così ce ne siano almeno 20 alle spalle che fanno contratti dove si paga la 13ª, si paga la 14ª, ci sono le ferie, c'è la malattia, c'è la busta paga a fine mese, e sono queste le aziende che mi chiamano ogni giorno per chiedere se ho personale da mandargli. Di conseguenza anche chi offre un lavoro da CCNL, magari anche con dei bonus, sono anche queste quelle che non trovano poi personale. Zabeo, penso Aiello ha parlato di incertezza. Quanto pesa l'incertezza di chi è titolare di un'azienda? Prima stiamo parlando di ritardi nei pagamenti, l'incertezza anche per gli investimenti, per gestire e organizzare gli investimenti per il futuro, e quindi per parlare di sviluppo. Quanto l'incertezza e la burocrazia sono un freno allo sviluppo delle nostre imprese? Moltissimo, perché c'è burocrazia, tasse, inefficienza della pubblica amministrazione, ritardi della giustizia, sono tutte criticità che ostacolano praticamente la possibilità di fare impresa. Però mi consenta una cosa, intervenire su quanto è stato detto adesso sulla questione della difficoltà di molti settori, soprattutto settori legati al turismo, alla ristorazione, nel trovare gli addetti. Il problema non è legato al Covid, perché già da qualche anno che c'è questo problema, ed è legato in particolar modo a una novità legislativa che è stata introdotta qualche anno fa, 3-4 anni fa, ovvero fino a qualche anno fa gli stagionali lavoravano 6-7 mesi e poi avevano 4-5 mesi di copertura con la cassa integrazione per i rimanenti mesi che non lavoravano. Oggi invece è stata ridotta solo a 3 mesi la cassa integrazione, quindi hanno 3 mesi scoperti, e quindi molte persone sostanzialmente trovano molto più opportuno fare altre attività, altri lavori, per non avere appunto 3 mesi di scopertura, tra virgolette, della cassa integrazione. Primo punto. Secondo punto, al netto di chi non applica il contratto e quindi sostanzialmente è un fuorilegge, mi riferisco agli imprenditori, mediamente queste persone, chi fa un cameriere, chi lavora in una sala eccetera, ha come contratto 1.400-1.500 euro al mese, vitto e alloggio
sostanzialmente pagato. Certo, è un lavoro estremamente duro e difficile perché si lavorano anche 10 e più ore al giorno, si arriva fino a tarda notte spesso a fare queste attività, soprattutto nel periodo di stagione, e quindi molti giovani che magari hanno i 600-700 euro praticamente di reddito di cittadinanza trovano, diciamo così, meno conveniente trasferirsi dal sud al nord per fare questi lavori, pur avendo poi 3 mesi di scopertura e quindi magari dovendo perdere diciamo così, il reddito di cittadinanza. Quindi ci sono tutta una serie di concause. Però attenzione, gli stipendi per chi rispetta i contratti non sono poca cosa. Ricordiamo che 1.400-1.500 sono netti, ma poi lordi in capo alle aziende sono il doppio, perché ci devi mettere i contributi previdenziali, si deve mettere le tasse, quindi voglio dire non è un costo per l'azienda molto molto contenuto, anzi, quindi anche qua è evidente che bisogna ridurre il peso del cuneo fiscale, cioè il peso delle tasse e dei contributi fiscali, per fare in modo di appesantire maggiormente le buste paga, in modo tale che i giovani e chi vuole fare questo lavoro, che è un lavoro estremamente duro e difficile, sia comunque gratificante da un punto di vista economico. Senta Zabeo, ma questa è una cosa che chiedono i sindacati da una vita ed è uno dei temi della campagna elettorale di qualsiasi partito politico: abbassare le tasse del lavoro. Perché non lo hanno ancora realizzato? Cioè, ma guardi, in realtà lo chiedono tutti. Qual è il problema? Che tutti, diciamo così, nel mondo politico sono disponibili a abbassare le tasse. Il problema è che bisogna trovare i soldi per consentire di abbassare le tasse, perché altrimenti i conti non stanno in piedi, e già in quest'ultimo anno abbiamo visto che il debito è esploso. È qui che cade l'asino, perché tutti sono capaci di dire riduciamo le tasse, ma poi bisogna anche dire dove si vanno a prendere i soldi. Però poi quando Letta propone una patrimoniale ai super ricchi, Draghi dice di no. Draghi dice di no, ma stiamo parlando di una sciocchezza, nel senso che stiamo parlando in termini di gettito di una misura di questo genere che non avrebbe nulla a che vedere con la necessità invece di aumentare il carico fiscale per distribuirlo per chi ne ha bisogno. Quindi il vero problema di questo paese sono gli sprechi, gli sperperi, l'inefficienza, i mancati pagamenti, ripeto, i mancati pagamenti della pubblica amministrazione. Esatto. Perché se noi rendiamo una pubblica amministrazione più efficiente e costa meno, invece che aumentare il numero dei dipendenti come stiamo facendo adesso con le assunzioni, probabilmente in questo paese avremo un carico fiscale inferiore e quindi avremo buste paga più importanti, più pesanti per i dipendenti. Cioè qui che si gioca la partita, ripeto. A parole dire che si abbassano le tasse sono capaci tutti, la verità vera è che poi a fronte di una riduzione delle tasse bisogna andare a dire dove si va a prendere le risorse per coprirle, e qui, ripeto, cade l'asino. Chiarissimo, grazie Paolo Zabeo per essere stato in nostra compagnia, temi che abbiamo lanciato e di cui ci occuperemo questa sera anche nei nostri notiziari. Grazie Andrea Pensuaiello, direi che adesso non ti riposi, vai a lavorare, giusto? Si torna a lavorare. Grazie per essere stato in nostra compagnia, buona giornata e buon lavoro. Noi andiamo in pubblicità tra pochissimo con Emanuela Poll, preside dell'ITIS Max Planck, per parlare di maturità. Vi aspetto. Ben ritrovati ancora una volta con l'edizione straordinaria di Antenna 3. Come promesso ora ci occupiamo di scuola. La maturità è partita il 16 giugno, quindi i ragazzi stanno affrontando questo colloquio, questo esame di maturità che non è ancora tornato alla maturità, e vi portiamo insieme all'interno dell'Istituto Tecnico Statale Max Planck con Emanuela Poll, la dirigente. Buongiorno Emanuela. Buongiorno a voi. Allora, grazie intanto per aver accettato il nostro invito. Partiamo subito dalla maturità. Come sta andando e quali sono un po' le difficoltà di questa maturità diversa dal solito? Ma guardi, tutto sommato sta andando bene, lo dico sia per l'istituto che dirigo sia per le commissioni nella quale in questo momento sto facendo da presidente. I ragazzi affrontano con molta serietà l'impegno. E devo dire che la novità dell'elaborato, che è diciamo il punto di partenza del colloquio, che è questo lavoro che molto spesso consiste in un compito autentico sulle discipline di indirizzo, rappresenta uno sforzo notevole e la possibilità non solo per la Commissione ma anche per il Presidente, che è esterno, di poter verificare effettivamente la preparazione. Quindi è un lavoro impegnativo e articolato che offre una visione abbastanza chiara della preparazione dello studente.
Quindi insomma in qualche modo possiamo dire che siete soddisfatti di come è stato formulato quest'anno l'esame di maturità, nonostante sia stato un anno comunque complesso. Nella grande discussione della scuola d'estate in molti hanno cercato, cioè diciamo che da parte del Ministero si è tentato di far recuperare durante l'estate quello che è andato perduto con una didattica a distanza. Secondo lei c'è qualcosa da recuperare? Beh, assolutamente sì. È chiaro che il dato principale è quello relativo alla relazione educativa e qui servirà di nuovo la scuola in presenza, costantemente in presenza, per poter recuperare ciò che effettivamente non è stato possibile fare. Però penso a una scuola come la mia, che è una scuola di carattere tecnico soprattutto, ma anche il liceo scientifico che abbiamo, che ha necessità di attività laboratoriali. Io credo che una full immersion iniziale nel periodo precedente l'inizio della scuola, proprio con attività di ordine laboratoriale, potrà dare di nuovo una buona base di partenza per affrontare un anno che sarà un anno sicuramente impegnativo, ma che rientrerà presto nei binari di quella che deve essere la scuola consueta. Poi molte scuole, soprattutto del primo ciclo, mi risulta si siano organizzate anche in questo periodo con l'attivazione anche di attività di ordine diverso. Le faccio l'esempio di quello che noi stiamo realizzando, un corso di orienteering e un corso per la realizzazione di podcast in lingua inglese, che permettono ai ragazzi di poter stare insieme, di lavorare in gruppo divertendosi, ma al tempo stesso sperimentando delle competenze, perché devono mettere a frutto le loro conoscenze in molte discipline. Insomma, quindi le scuole si stanno organizzando con una serie di strumenti che sicuramente andranno nella direzione del recupero. Secondo lei ci sono stati dei ritardi nelle mosse del governo, intendo del ministro Bianchi, per l'accesso ai fondi PON, piuttosto che per questa che può essere una buona proposta della scuola d'estate? Forse si poteva anticipare un po'? Per quanto riguarda attività che quindi prendono il via o hanno appena preso il via, sicuramente diciamo, lo sforzo nel mese di maggio è stato grandioso. Il mese di maggio per la scuola è un mese impegnativo anche senza questo carico aggiuntivo, quindi è indubbio che se avessimo saputo prima dell'esistenza appunto di queste possibilità dei fondi, e quindi avremmo potuto condurre una progettazione sicuramente più articolata e più, come dire, che avrebbe toccato sicuramente anche aspetti diversi. Mentre vedo diciamo sufficiente il tempo per la progettazione delle attività della prima metà del mese di settembre. Ecco. Come dirigente, che cosa si aspetta e che cosa vorrebbe lei per la scuola di settembre? Perché non si fa altro che parlare di vaccinazione dei giovanissimi, come lascia passare per una ripartenza in sicurezza, ma ovviamente non c'è solo questo, no? Che cosa si aspetta lei? Cosa vorrebbe? Ecco, quello che credo come dirigenti vorremmo è un ripensamento generale di alcuni aspetti, a partire dal numero di studenti per classe. La questione dell'edilizia scolastica purtroppo anche per la scuola secondaria di secondo grado in particolare è una questione estremamente spinosa. Si pone un problema molto grosso, lo sto vedendo anche in questi giorni, di mancanza di spazi per l'accoglienza di quelle che sono le richieste di iscrizione. E quindi diciamo, non è solamente una questione di ordine strutturale, impatta proprio sulle scelte dei ragazzi. Quindi se faccio un esempio, l'orientamento della scuola secondaria di primo grado e anche quelle che sono così le propensioni dei ragazzi vanno nella direzione di un istituto tecnico, ma l'istituto tecnico non ha gli spazi sufficienti per poter accogliere gli studenti, le famiglie rischiano di indirizzare i loro figli a scelte diverse non motivate da giustificazioni che invece dovrebbero essere proprio di ordine, come quelle che ho detto prima, di ordine orientativo. E questo, unito al fatto che i numeri di studenti per classe sono ancora troppo alti, e penso ai livelli pre-pandemia, che la pandemia non ha fatto altro che acuire,
e se non vengono affrontati in una maniera diversa rischieranno di impattare nuovamente. Penso ai colleghi che facevano venire metà classe perché lo spazio non permetteva loro l'accoglienza della classe intera. Non è che adesso si troveranno, o non so in quanti casi potranno contare su strutture nuove, su aule aggiuntive. Quindi la pandemia ha solo messo in evidenza delle problematiche di ordine strutturale che già c'erano. Mi rendo conto che questo deve essere un discorso fatto in prospettiva, perché il calo demografico sicuramente negli anni a venire avrà ripercussioni e noi non avremo bisogno di spazi così estesi né magari di un personale in numeri così elevati, però la scuola si fa anche nel qui e ora. Quindi magari un ragionamento prospettico che tenga conto di condivisione di spazi, per esempio con le scuole del primo grado che già cominciano a subire la riduzione degli studenti, ecco, questo potrebbe essere un valido aiuto in questa situazione. Qual è il numero ideale secondo lei? Qual è il numero ideale secondo lei in classe? Beh, dipende da quale punto di vista parliamo, perché se parlassimo da un punto di vista di scuola per le competenze, ovviamente dovremmo attestarci su una quindicina di studenti. Comunque anche classi di 20-22 potrebbero andare bene, sopra i 25 questa è la normalità. Certo. Classi di biennio, posso assicurare che sia dal punto di vista dello spazio ristretto sia dal punto di vista didattico non ci può essere un'azione di supporto molto puntuale. Senta, la dirigente Palumbo in una precedente intervista fatta proprio in questi studi ci disse: la scuola a settembre deve tenere conto delle buone pratiche che la didattica a distanza ha dato, cioè della possibilità comunque di utilizzare la connettività in maniera diversa. Quindi torniamo alla didattica tradizionale, ma questo Covid deve averci insegnato qualcosa. Qual è una buona pratica secondo lei che può essere replicata a settembre? Covid o non Covid? Guardi, quella della personalizzazione secondo me, paradossalmente questi strumenti hanno permesso di, se usati in maniera intelligente e con tutte le opportunità che le piattaforme offrono, permettono di personalizzare proprio il lavoro, anche il compito per casa, condividendolo appunto a livello digitale, poi con un'attenzione specifica che il docente ha nei confronti appunto del tipo di lavoro che è stato assegnato. Mi riferisco in particolare alle categorie di studenti che hanno o le difficoltà, i cosiddetti disturbi di apprendimento o altro genere di difficoltà, soprattutto nel biennio della scuola superiore, che rappresenta sempre un grande salto. Quindi da questo punto di vista io credo che il corpo docente si sia reso conto, lo sento anche nei discorsi che affrontiamo, di come possano diventare un supporto utile. Quindi ci saranno sicuramente alcune attività che potranno essere condotte. Diventa poi anche uno strumento anche banalmente utile nei confronti di studenti. Noi abbiamo studenti che fanno anche 50 km per venire a scuola. Pertanto gli orari sono, per esempio, di corsi di recupero pomeridiani o aggiuntivi, diventano un impegno, oppure questi ragazzi non partecipano proprio perché dal punto di vista logistico non avrebbero la possibilità di prolungare la loro permanenza a scuola. In questo caso possiamo aprire una possibilità anche per questi studenti che sono meno forniti sul piano dei mezzi pubblici. Ma il discorso potrebbe essere anche molto più lungo. Mi piace pensare anche a gemellaggi che potremmo fare con altre classi, a molta progettualità che può venire avanti. Il ministro Bianchi parlava di collegamenti nord-sud, perché no? Io però avrei in mente anche l'estero, insomma, ci sono
molte possibilità. Senta, so che non è una sua competenza, dirigente, ma ha sentito che adesso si sta molto discutendo sulla vaccinazione degli adolescenti. Addirittura ieri la Lega ha frenato sulla vaccinazione dei giovanissimi dai 12 ai 16, ci vuole prudenza, invece intanto il governo sta spingendo per una campagna vaccinale a tutto tondo. La stessa dirigente Palumbo si è augurata che gli studenti scelgano di vaccinarsi. Cosa ne pensa? Guardi, personalmente ho l'abitudine di non esprimermi in materie per le quali non ho competenze, quindi non ho nemmeno la preparazione adatta. Io credo che qui noi abbiamo degli organismi che valuteranno. Nel momento in cui ci venisse detto che effettivamente la vaccinazione anche per i minori è adatta, va fatta, è possibile effettuarla in sicurezza, io mi spenderò per la comunicazione alle famiglie, in questo senso non avremo nessuna difficoltà, e anche dovesse servire mettere a disposizione degli spazi. Però sul fatto che sia opportuna o meno, questo io non sono in grado di dirlo. Abbiamo bisogno giustamente di un pronunciamento certo, no? Quello che non è accaduto per esempio con AstraZeneca, e quindi è la confusione che di fatto si è creata è assolutamente condivisibile. Grazie per essere stata in nostra compagnia, un in bocca al lupo ovviamente ai suoi studenti, comunque sta andando bene questa maturità. Quando terminerete? Diciamo nei primi giorni di luglio, il 3 luglio credo sia l'ultima conclusione di lavori per noi. Allora davvero in bocca al lupo a loro, e poi noi ci auguriamo insomma che la ripartenza sia una ripartenza vera con tutte le carte in regola, soprattutto per i ragazzi che già hanno passato un anno molto difficile. Congratulazione anche al corpo docenti che ha saputo adattarsi a questo cambiamento. Grande lavoro e grande capacità di resilienza da parte di tutti. Grazie, grazie Manuela Grazie Pola, arrivederci. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci. Allora, credo che sia già collegato con noi il comandante della Polizia Locale di Treviso. Buongiorno, buongiorno comandante. Andrea Gallo, buongiorno. Buongiorno. Allora, grazie per averci atteso. Visto che stiamo parlando di ragazzi, di adolescenti, io partirei da qui. Abbiamo un paio di settimane di Veneto in zona bianca, quindi senza coprifuoco. Questo è il secondo weekend. Che tipo di controlli metterete in atto, e come le sembra che si stiano comportando gli adolescenti? Sì, ha detto bene, questo è il secondo weekend di zona bianca. Devo dire che mi auguro che questo weekend sia lo stesso identico di quello che abbiamo passato 7 giorni fa, dove non sono state registrate particolari criticità. Naturalmente il comando mette a disposizione, soprattutto il sabato pomeriggio, quando sappiamo che a Treviso si riversano centinaia di migliaia di ragazzi dai 13 ai 16-17 anni, mette in servizio numerose pattuglie. Anche oggi pomeriggio ci saranno 5 pattuglie a vigilare su tutto il territorio comunale, in modo particolare in centro, però ripeto, sabato scorso non ci sono state criticità, quindi mi auguro che anche oggi non ci siano problemi di nessun genere. Quindi lei sta trovando, ci può raccontare, di atteggiamenti responsabili? Ma devo dire di sì, nel senso che c'è ovviamente molta voglia di tornare alla vita normale, chiamiamola così, dopo tanti mesi di sacrifici. Quello che notiamo, ed è un dibattito molto frequente in questi giorni, è l'utilizzo della mascherina. Purtroppo su questo c'è molta insofferenza, nel senso che lo vediamo soprattutto dai sistemi di videosorveglianza. Molti, non solo ragazzi ma anche adulti, tendono ad abbassare sempre più frequentemente la mascherina. Questo diciamo non è un buon segnale finché a livello governativo non permetteranno di togliere all'aperto quantomeno la mascherina. Naturalmente questo è un atteggiamento che noi vediamo dalle telecamere, perché ovviamente quando la pattuglia passa, quando comunque il cittadino vede una uniforme, vede una macchina della polizia locale o
di altre forze di polizia, naturalmente la mascherina viene indossata regolarmente, però quello che noi notiamo dai sistemi di videosorveglianza è questa sorta di insofferenza. Logico che la mascherina è divenuta la salvezza, ma in questo momento è naturalmente anche un peso, però dobbiamo ricordare che è ancora obbligatoria e pertanto bisogna osservare ancora le regole. Tra un po' chiedo alla regia di caricare già il servizio, le faremo ascoltare le interviste che abbiamo raccolto proprio in giro per Treviso in merito alla mascherina. Ci hanno un po' stupito perché dalla insofferenza che di fatto sì, si percepisce, abbiamo colto anche tanta necessità e un grande invito alla prudenza. La paura di ricadere in una quarta ondata a settembre è reale, perché già lo scorso anno insomma abbiamo festeggiato troppo presto. Secondo lei quanto è utile che a livello nazionale venga presa una decisione sulla mascherina? Perché appunto lei ci sta raccontando che comunque le persone all'aperto già iniziano, e probabilmente complice anche il caldo, ad abbassarla o quantomeno a non usarla correttamente, quindi a farla scendere sotto il naso. C'è bisogno che ci sia un diktat dal governo, o le persone riescono di fatto a regolarsi da sé e ad utilizzarla, come dice Zaia, come l'ombrello? Quando mi rendo conto che c'è assembramento la utilizzo. Siamo già arrivati a questa maturità, secondo lei? Diciamo che gran parte dei cittadini si sono sempre dimostrati estremamente responsabili, tant'è che se facciamo un po' di statistiche tra le sanzioni che sono state elevate durante il lockdown e il numero di controlli che sono stati effettuati, devo dire che la percentuale è bassissima, credo che non arrivi neppure all'1% delle sanzioni e delle persone che sono state fermate e sanzionate, quindi questo dimostra che il 99% delle persone controllate hanno sempre dimostrato grande maturità. Logico che la richiesta che facciamo come tecnici, come organi di vigilanza, è una decisione al più presto, in modo tale che questo faccia chiarezza. Probabilmente qualcuno pensa già che l'obbligo sia venuto meno, non è vero. Naturalmente sappiamo che le regole fondamentali ancora previste dagli atti del governo, dal DPCM, sono l'antiassembramento, quindi non assembrarsi, naturalmente mantenere il metro di distanza da tutte le altre persone e l'utilizzo della mascherina. Queste sono le 3 regole che sono ancora in vigore. E naturalmente quello che chiediamo è sicuramente una decisione il prima possibile. Senta, prima con noi c'era il presidente di Veneto Imprese Unite, gestore di un locale nel Trevigiano. Dagli adolescenti parliamo di lavoratori adesso, nello specifico titolari di bar e ristoranti. Come vi state regolando ora nei controlli per il rispetto delle regole? Devo dire che per quanto riguarda Treviso abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto con i gestori dei locali, estremamente costruttivo, soprattutto nei momenti più critici, quando c'era molta protesta, quando le persone in generale erano stanche delle regole, quando anche gli esercenti erano veramente in una situazione di grande criticità. Però il senso di responsabilità degli esercenti ha portato veramente grandi frutti, tant'è che, ripeto, non sono state elevate sanzioni, i locali praticamente non sono stati chiusi. Naturalmente c'è stato un grandissimo sforzo dell'amministrazione comunale attraverso la polizia locale e l'ufficio commercio di poter concedere molte aree per la somministrazione. Questo ha portato a fare in modo che situazioni di assembramenti che abbiamo già visto in altre località non a Treviso abbia evitato a Treviso questo tipo di situazioni. Quindi devo dire che ancora una volta il rapporto istituzioni ed esercenti è stato molto molto fruttuoso. Senta, le farò una domanda forse un po' provocatoria, comandante, ma secondo lei ci sono zone meno sicure a Treviso? Abbiamo parlato molto di tutto il quadrante della stazione, via Orioli, Giardinetti Sant'Andrea, ne abbiamo parlato molto, c'è un presidio fisso in questo momento, state lavorando su questo. Si può dire che ci siano zone che necessitano di essere attenzionate maggiormente ad oggi a Treviso? Diciamo che parlano i dati, si è parlato molto, ma più è stata una questione giornalistica che reale, perché via Orioli già quest'anno sono stati fatti 150 controlli, in via Roma siamo arrivati a quasi 500, ma questo perché? Perché vogliamo dare risposta a quelle pochissime
mail o segnalazioni esposti che sono arrivati da alcuni residenti. Se teniamo conto ad esempio del quadrante via Roma e via Orioli, dal 1° gennaio ad oggi 2 sono stati fondamentalmente gli episodi che si sono verificati, e cioè un litigio tra 2 persone che avevano comunque molti precedenti penali, quindi è stata una sorta di regolamento di conti che poteva avvenire naturalmente in qualsiasi altra parte della città, e una persona che in stato di ubriachezza è stata poi portata via da un altro organo di polizia. Ecco, questi sono effettivamente gli unici 2 episodi importanti che si sono verificati in quella zona, però come diciamo sempre, anche se fosse un semplice episodio, è un episodio in più che noi vogliamo combattere. Quindi non ci sono sicuramente zone franche, non ci sono zone che possono o debbano essere attenzionate di più delle altre. Giustamente, come ha detto il sindaco Conte, se i problemi di sicurezza di Treviso sono i 30 metri di via Orioli, la città di Treviso può veramente festeggiare e dire che è stato fatto un lavoro fantastico in tema di sicurezza urbana. Ma quello che mi fa più piacere è che le stesse persone, che sono veramente pochissime, che fino a qualche settimana fa spedivano mail per lamentarsi della percezione di sicurezza che era venuta meno nel quadrante via Roma e soprattutto via Orioli, le stesse persone hanno scritto una mail qualche giorno fa ringraziando l'amministrazione, il sindaco e il comando del lavoro che è stato fatto e dei frutti che si vedono già ormai da molto tempo in quella zona. Quindi sta dando frutti anche l'ordinanza che è stata emanata qui per il mese di giugno? Noi abbiamo deciso di sfruttare tutti gli strumenti normativi perché, ripeto, un episodio che succede è un episodio in più, anche se ce n'è uno solo in più rispetto a quello che noi vogliamo. Quindi abbiamo deciso, in accordo con il sindaco Conte, che ha firmato questa ordinanza che scadrà il 6 di luglio, di stringere ulteriormente le maglie nei confronti di quella zona, e anche per responsabilizzare gli esercenti, perché la sicurezza urbana non si fa solo con le sanzioni, non si fa solo con i controlli, ma si fa con la prevenzione, con la responsabilizzazione di chi vive ogni giorno quella zona. Quindi devo dire che anche l'ordinanza ha dato sicuramente ottimi risultati. Gliel'ho domandato perché in questi giorni stiamo anche parlando dell'ordinanza di Jesolo, dell'ordinanza del Comune di Venezia, cioè l'ordinanza anti-alcol. La vogliamo spiegare ai cittadini? Cioè, qual è il vero obiettivo di un'ordinanza che vieta il consumo di alcol all'aperto dopo certe ore? Ma l'obiettivo principale è quello di evitare quelle che sono le conseguenze dell'assunzione dell'alcol, perché sappiamo perfettamente che chi assume alcol poi perde un po' il controllo della propria persona. Quindi abbiamo visto quello che è successo a Jesolo, ovviamente sono situazioni veramente molto, molto, molto critiche. L'obiettivo dell'ordinanza è proprio quello, evitare che con l'assunzione di alcol ci possano essere situazioni di degrado, situazioni di insicurezza che poi possano sfociare anche nei casi più gravi dei reati. Questa è una possibilità che la legge dà al sindaco come autorità sanitaria locale, in alcuni casi anche come autorità di pubblica sicurezza locale, e quindi è uno strumento importante che evita questo, che cerca quantomeno di evitare questi tipi di situazioni. Logico che non basta solo un'ordinanza, perché se fosse solo un'ordinanza che permette di incrementare la sicurezza urbana sarebbe semplice e semplicistico, però è uno strumento in più, e ha fatto benissimo secondo me anche il Comune di Jesolo adottare un provvedimento restrittivo di questo genere. So che lei non può avere i dati, comandante, ma secondo lei è vero che si è abbassata l'età media dei giovani che fanno uso di alcol, magari anche in base ai report che le portano i suoi uomini? Ma sì, diciamo che purtroppo questo è un fenomeno che si sta allargando, non tanto per Treviso, perché devo dire che Treviso forse è un'isola anche felice per certi versi, però i dati che noi abbiamo e le riunioni che noi facciamo anche tra comandanti, capoluoghi di provincia evidenziano un problema sempre più ampio e profondo nella gioventù, soprattutto nelle fasce più giovani. È logico che noi come tecnici e come polizia locale possiamo fare non solo sanzioni, ripeto, la sicurezza non si fa solo con le sanzioni, ma si fa con la prevenzione, si fa con l'educazione. Tant'è vero che il comando di Treviso è impegnato in prima linea per fare educazione non solo stradale, ma educazione alla civiltà. Che cosa significa questo? Significa che i ragazzi
ragazzi devono capire l'importanza del rispetto delle regole, perché rispettando le regole significa anche rispettare la libertà altrui. Noi abbiamo realizzato in questi ultimi mesi, e lo rifaremo appena dopo l'estate, un esperimento, l'abbiamo chiamato un servizio di tutoraggio, cioè alcuni studenti delle scuole superiori sono venuti in comando a vedere quello che fa la polizia locale e anche la difficoltà in alcuni casi di far rispettare le regole, soprattutto i più giovani. Questo perché vogliamo che i giovani comprendano l'importanza della legalità, che come dico sempre fa rima con libertà, e speriamo appunto che questi servizi di prevenzione, di educazione, di approccio nei confronti dei giovani possano essere molto fruttuosi proprio in questo senso. Assolutamente. Io le rubo ancora un paio di minuti perché la invito a guardare insieme questo Vox, questa inchiesta sull'utilizzo della mascherina all'aperto. La guardiamo insieme e dopo insomma la commentiamo insieme. Se sono in campagna e cammino da sola, chiaramente no. Se sono in centro, incontro persone, per rispetto delle persone che incontro, anche se sono vaccinata e super tamponata, per il lavoro che faccio, io la metto. Io non ne ho la minima idea, perché io ho avuto il Covid, per cui anche se teniamo le mascherine a me non dispiace. Chiaro che sono fastidiose e sono noiose, però io non sono per toglierle. Secondo me bisogna aspettare ancora un po', sì, non bisogna avere fretta. Quindi il 15 luglio potrebbe essere una data o lei le terrebbe ancora, diciamo? Le terrei ancora per tutta l'estate, sì. Anche da domani, perché ormai siamo tutti vaccinati. Però dicono che comunque il virus continua a circolare, non sarebbe una protezione in più? Ma ce ne sono tanti senza ormai, sì. Si vede anche per televisione che quelli della partita sono tutti... La mia opinione è quella dei sanitari, loro devono decidere, vuole che decidesse noi, non possiamo decidere. Ci sono delle prescrizioni, sembra che decada il 15 di luglio, teniamo, ormai abbiamo fatto 30, facciamo 31. Bisognerebbe avere il buon senso di usarla nei momenti in cui c'è aggregazione, però quando si è liberi, si è in passeggiata e non c'è movimento, si può togliere, è il mio modo di vedere. Io sono legalista, quindi se c'è una regola va rispettata e bisognerebbe che ce ne fossero di più e ci fosse più controllo. Non vorrei trovarmi a settembre a ricominciare poi tutto il discorso che abbiamo vissuto l'anno scorso. Sicuramente è una roba molto difficile mantenere la mascherina, ormai siamo veramente... però toglierla la vedo dura, sono un'infermiera peraltro. Quindi voglio dire, però forse le persone non si sono ancora rese conto di quello che abbiamo passato. Ha sentito, comandante, c'è addirittura qualcuno che ha detto vorrei che ci fossero più controlli. Secondo lei c'è stata un po' la percezione che i controlli non fossero tanti oppure no? È un caso isolato? Ma guardi, i controlli di fatto ci sono, perché nel momento in cui le pattuglie, non solo della polizia locale ma anche degli altri organi di polizia, girano per la città, per il territorio comunale, è naturale che nel momento in cui ci si trova e ci si imbatte di fronte a chiare violazioni il personale agisce e naturalmente deve anche sanzionare. Quello che io dico però, e lo ripeto rispetto a quello che dicevo appunto poc'anzi, è che spesso la mascherina viene alzata solo perché si vede la pattuglia arrivare o perché c'è l'agente di polizia locale che sta camminando in centro o nei parchi. Quindi serve soprattutto che a livello nazionale si dia una chiara interpretazione anche alla norma, perché spesso se ognuno interpreta a proprio modo la norma, certo, ognuno poi fa quello che vuole. Quindi chiare leggi, come abbiamo sempre detto, delle regole semplici e chiare, soprattutto dire ai cittadini quando effettivamente la mascherina si potrà togliere. Naturalmente devono essere i sanitari a doverlo decidere. Esatto, e questo insomma in qualche modo traspare, no? Le persone hanno fiducia e dicono, dicono io non decido, quando mi diranno che potrò mi fido e lo farò. Quindi insomma certo, sicuramente è una buona percezione di quello che sta accadendo. Grazie comandante davvero per il tempo che ci ha dedicato, buon lavoro a lei e ai suoi uomini. Arrivederci. Grazie a voi e buona giornata e buon lavoro. Buona giornata e buon weekend. Allora andiamo a vedere un po' le notizie di
cronaca della giornata. Prima di collegarci con Alessio Lovisotto, segretario della FIM CISL di Belluno, quindi parliamo di tutto il settore metalmeccanico, perché c'è un tema che un po' riprende la notizia che ci ha dato Andrea Penzuaiello, quello della mancanza di personale. Quindi in un momento in cui si discute di sbloccare il blocco dei licenziamenti, accade che ci siano aziende che non riescono a trovare lavoratori, non si trovano camerieri e chef per bar e ristoranti, non si trovano operai metalmeccanici qualificati. Quindi parleremo tra pochissimo di questo, ma prima vi devo dare un paio di notizie. La prima è una notizia di cronaca che ci porta a Marghera, siamo nel Veneziano. Un uomo di 33 anni è morto all'alba dopo essere stato travolto da un treno mentre stava portando a passeggio il proprio cane nei pressi della linea ferroviaria di Marghera. L'incidente, si è verificato la scorsa notte, quindi non all'alba ma la scorsa notte. Secondo una prima ricostruzione l'uomo stava passeggiando insieme alla fidanzata, avrebbe attraversato i binari per recuperare l'animale sfuggito al suo controllo, anche il cane è stato ucciso dal convoglio. Poi c'è un'altra notizia che è legata a un'operazione della Guardia di Finanza. Questa volta siamo nel Trevigiano. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Treviso ha posto sotto sequestro una villa di circa 300 metri quadri e disponibilità finanziarie, pensate, per un valore di circa 550.000 euro nei confronti di un residente nella provincia di Treviso. Il provvedimento disposto dal Tribunale di Venezia fa seguito ad indagini patrimoniali nei confronti di un trevigiano con numerosi precedenti, minacce, lesioni, ingiurie, falsità plurime, truffe ai danni di privati, e dunque ritenuto sulla base delle previsioni del codice antimafia socialmente pericoloso. Quindi questa è l'operazione della Guardia di Finanza di Treviso. Vediamo se riusciamo a collegarci con Alessio, ditemi qualcosa dalla regia, altrimenti riusciamo a collegarci con Alessio Lovisotto? Allora, intanto Alessandro, mandiamo in onda il servizio Campagna Truffe, che è un servizio molto interessante di Christian Arboit, perché con l'estate torna l'allarme delle truffe agli anziani, da qui la campagna antiraggiri lanciata dal Comune di Treviso, che vede in campo anche il nostro gruppo, il gruppo Media Nord-Est. Nella mia città voglio sentirmi sicura. Quando esco in bicicletta non lascio mai nulla incustodito. E occhio alla borsa sul cestino. Consigli semplici e immediati per scongiurare truffe subdole e che lasciano ferite nel portafogli ma soprattutto nell'animo. Il Comune di Treviso, con il supporto dell'Arma dei Carabinieri e la Prefettura, ha lanciato una campagna di comunicazione su radio e televisioni, ma anche attraverso volantini, per aiutare gli anziani a riconoscere pericoli e raggiri, dalla spesa al mercato, al prelievo al bancomat, e questo grazie a un contributo del Ministero dell'Interno. E il messaggio forte è quello che è importante fidarsi delle persone, ma è importante fidarsi in sicurezza. Le persone malintenzionate possono essere chiunque, è importante sapere quali sono le principali truffe, ma soprattutto non affrontare le cose da soli. La possibilità di arrivare con lo strumento televisivo, con le radio, con la diffusione di questi volantini nelle case dei nostri anziani sicuramente darà un apporto importante a quella che è appunto l'attività di prevenzione su questi reati, che sono particolarmente odiosi. A seguito di una gara, la realizzazione degli spot video è stata affidata al nostro gruppo Media Nord-Est, che come sempre ha assicurato l'efficacia del messaggio e la sua aderenza al territorio. Abbiamo deciso che il cuore della città, quindi la Piazza dei Signori, potesse essere per loro anche il riferimento per vedere che chi voleva dare il messaggio era il proprio comune e quindi la propria città. E resta l'appello di sempre a fare rete e collaborare, soprattutto ora tra la fine dell'emergenza pandemica e l'inizio dell'estate. Fidarsi è bene, ma in sicurezza, lo slogan prescelto. Segnalate al 112 quelle che sono questi eventi che accadono, in modo da poter intervenire in maniera rapida. E di sicuro controllo sempre di non essere osservato, e se ho necessità chiamo il 112 112. Fidarsi è bene, ma in sicurezza. Ancora la cronaca, la Corte di Assisi di Rovigo ha condannato all'ergastolo, come chiesto dall'accusa, Mohamed Babri, 41enne marocchino imputato di omicidio e occultamento di cadavere della moglie Samira, scomparsa a 43 anni il 21 ottobre 2019 dopo aver accompagnato la figlioletta a scuola. Vediamo.
Mohamed Barbri ha ucciso la moglie Samira El Attar. A sentenziarlo il Tribunale di Rovigo, che dopo una camera di consiglio durata più di 5 ore ha condannato l'uomo all'ergastolo. La donna era scomparsa dalla sua casa di Stanghella il 21 ottobre 2019, dopo aver accompagnato la figlia a scuola. Per giorni si è cercato il cadavere sul fiume Frattagorzone e nei campi tra Stanghella e Solesino, senza però mai ritrovarla. Barbri si è sempre dichiarato innocente, facendo però spesso ritrovare tra i campi oggetti appartenuti alla moglie. L'uomo era anche scappato in Spagna da un parente per poi essere arrestato ed estradato in Italia nel gennaio del 2020. Al 41enne di origini marocchine è stata anche tolta la patria potestà della figlia di 5 anni. Allora, buongiorno, ben ritrovato Alessio Lovisotto. Continuiamo l'intervista che abbiamo iniziato ieri. So che sei da tutt'altra parte perché lo scenario, lo sfondo alle tue spalle è diverso. Dove ti trovi intanto? Adesso sono in Val Morel, quindi sopra il San Boldo, sono fresco. arrivato in bicicletta, sì, anche se non sembra. Beh, insomma, allora grazie per quel tempo che ci stai dedicando, perché ieri abbiamo parlato insieme con il segretario generale della FIM CISL di Belluno l'annoso problema della mancanza di materie prime che stanno frenando la produzione e di fatto tutto il comparto metalmeccanico. Abbiamo parlato del ruolo della Cina e stavamo accennando a un altro grande tema, dalle materie prime alle risorse umane, perché pare che in questo momento stia mancando anche personale. Di che tipo di personale avete bisogno? Beh, è corretto. Allora, sostanzialmente questo è un problema della carenza di manodopera specializzata che ci trasciniamo da molto tempo. Ad esempio, tutta la parte di quelli che le chiamano skills, cioè le competenze legate magari alle funzioni tecniche. Noi stiamo parlando da un po' di anni di industria 4.0, quindi i nuovi macchinari sono collegati a dei software che controllano anche il modo di funzione di questa macchina. Ecco, queste sono tutte professionalità che noi siamo in ritardo, quindi da un punto di vista della formazione scolastica c'è un gap. Quindi c'è questa differenza tra ciò che serve e ciò che noi siamo in grado di fornire, che fa sì che alcune figure siano non reperibili sul mercato oppure diventano merce rara e quindi sono molto inflazionate. Quindi questo è uno dei temi, secondo me, che ci portiamo avanti e lo vedremo sempre di più, perché se l'evoluzione tecnologica è destinata a continuare a diventare sempre più profonda all'interno delle fabbriche, queste sono cose che noi dobbiamo affrontare purché ci sia la volontà. Si parla tanto di digitalizzazione e sostenibilità del lavoro, ma in concreto che cosa vuol dire? Beh, allora consideriamo che noi siamo passati nel tempo dall'aratro che era trainato da buoi e alla meccanizzazione. Adesso siamo in una fase che è quella della digitalizzazione, ossia il fatto che quando io lavoro sono assistito da degli strumenti di lavoro che sono collegati in rete e questi comunicano tra loro e con l'operatore. Per gestire questo tipo di operazioni serve una conoscenza specifica, quindi non serve più, diciamo, il metalmeccanico con la tuta blu. Diciamo che è un metalmeccanico con la tuta bianca, se si volesse usare questo tipo di rappresentazione figurativa. Quindi però questo sarò provocatoria, Alessio, però si continua a morire sui luoghi di lavoro. Purtroppo sì, perché questo è un tema che in parte è stato sottovalutato, nel senso che da un lato si è focalizzato nell'ultimo tempo come se il problema fosse quello del Covid e che quello fosse la soluzione al problema della sicurezza sui posti di lavoro. In realtà invece c'è un problema più profondo, che comunque dentro alle fabbriche bisogna avere una formazione specifica e serve anche una cultura della sicurezza. Quindi quando succedono questi fatti qua, risalendo, ci possono essere a volte delle fatalità, ma spesso c'è una catena di controlli che è mancata. E questo è l'episodio che si cita della ragazza, è anche l'episodio che è capitato a Montebelluna di questo ragazzo
che è passato sotto un cavo e quindi un carico sospeso, probabilmente aveva anche un inquadramento proprio non idoneo, non preciso rispetto alla mansione che faceva. Parlavano di metalmeccanico. Lo chiedo a lei, sindacalista, ma ci sono tante situazioni come questa, inquadramenti dubbi, poi magari gli si fa fare qualcos'altro? Succede nelle nostre imprese? Diciamo che sono fenomeni non così diffusi. Poi è evidente che quando capitano però focalizzano l'attenzione, ma noi dobbiamo arrivare all'idea che gli infortuni debbano sparire. Noi abbiamo introdotto, per fare un'idea, dare un'idea di questo, nel contratto metalmeccanico noi abbiamo la fattispecie del mancato infortunio. Cosa vuol dire? Che noi cerchiamo di prevenire queste situazioni e segnalare quelle situazioni di rischio prima che possano generare delle fatalità mortali. Questo è un sistema culturale e su questo dobbiamo avere una maggiore attenzione al ruolo dell'RLS, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che è centrale in questo e va valorizzato, va ovviamente formato, ma si deve diffondere una cultura della sicurezza. E spesso questa, magari in situazioni come quella di adesso, in cui si tende a recuperare un ritardo produttivo, il rischio è che talvolta uno dica faccio prima così e non va bene, magari prendendo decisioni in autonomia che sono pericolose. Cosa succederà quando verrà sbloccato il blocco dei licenziamenti nel settore del metalmeccanico, secondo lei? Beh, questo diciamo è il tema del momento. Allora, direi che ci sono due scenari. Allora, nel mondo dell'industria metalmeccanica non prevediamo che a seguito dello sblocco ci possa essere una situazione di ecatombe sociale. Sicuramente nel settore industriale ci sono degli episodi di situazioni di fabbriche che sono in difficoltà da prima dell'epidemia, quindi non c'entrano nulla in sé, perché il blocco, ricordiamo, è stato introdotto per il Covid. Ci sono però nell'industria alcune situazioni che probabilmente risalgono antecedentemente a questo, e questo è l'industria. Nel settore dell'artigianato metalmeccanico, dove noi siamo meno presenti per la caratteristica dell'impresa, sono quelle realtà in cui c'è il titolare, magari ci sono rapporti anche di parentela, ci sono 2 o 3 dipendenti, lì ci manca un po' diciamo il controllo e lì forse potrebbero capitare delle situazioni un po' di difficoltà. Senta, andiamo alla CC, ce ne stiamo occupando da tempo, so che voi insomma avete iniziato questo braccio di ferro, pare che con l'ultimo incontro tra Zai e Giorgetti la Wanabao ACC possa essere salvata, però insomma voi avete chiesto la condivisione del piano industriale, senza condivisione che cosa si rischia? Beh, se non c'è la condivisione del piano industriale si rischia di inseguire, diciamo, quelle logiche per cui si salva l'azienda da un punto di vista, lasciatemi dire, politico, però poi il territorio e quella fabbrica lì non ha un futuro certo. A noi interessa invece che le fabbriche, se vengano salvate con un progetto industriale. Cioè si deve andare a analizzare la sostenibilità di quello che noi andiamo a fare. Questo è quello che serve, perché diversamente da questo creiamo dei mostri. Abbiamo ancora come Veneto delle grandi potenzialità dal punto di vista metalmeccanico, secondo lei? O stiamo perdendo peso specifico nello scacchiere nazionale? No, il Veneto ha potenzialità, il metalmeccanico è un asse portante dell'economia e del manifatturiero, ha altre potenzialità, lo dicevamo poco fa, sicuramente il fatto che ci siano delle lacune da colmare sulle figure professionali è un problema, perché questa è una potenzialità inespressa, quindi diciamo la crescita potenziale è superiore a quella che noi abbiamo. E su questo ovviamente bisogna investire da subito, perché questi ritardi qui si trasmettono come nelle generazioni, dei ritardi demografici si vedono fra 20 anni.
Quindi questo è necessario per crescere di più. E il Veneto comunque da un punto di vista, ho visto stamattina le ultime stime di PIL, crescerà sperabilmente più di quello che è la media nazionale. E questo sicuramente è un buon dato. Alessio, grazie, la lasciamo al suo sabato, le auguriamo un buon weekend e grazie per essersi reso disponibile per concludere il discorso che avevamo iniziato ieri. Alessio Lovisotto, segretario della FIM CISL Belluno. Arrivederci, grazie. Grazie, saluti. Allora, noi a proposito del settore metalmeccanico vi facciamo vedere invece i contenuti della conferenza stampa di ieri dove Ebicom, l'ente bilaterale di Ascom, ha fatto un calcolo per capire davvero la qualità dell'occupazione del polo Amazon che verrà creato a Roncade e i risultati sono diversi dalle aspettative. Guardate. Dei 1.400 posti di lavoro promessi da Amazon dall'apertura dell'annunciato centro di distribuzione di Roncade, ne resterebbero solo 424 a fronte dei 976 destinati alla cessazione e tra i lavoratori assunti solo il 18% conterebbe sul tempo indeterminato. La metà dei contratti rivolti a persone inferiori ai 30 anni, 2 su 3 uomini. Professioni qualificate solo per il 19,2%. Un quadro a tinte fosche, quello tracciato dalla proiezione dell'ente bilaterale per il commercio di Treviso, che si è basata su quanto accaduto in altri 7 siti Amazon già presenti sul territorio. Le valutazioni sull'impatto socio-occupazionale presentate oggi danno degli elementi di preoccupazione significativi, soprattutto sulla qualità della contrattualistica messa in campo, sul livello dei redditi, sulla precarietà del lavoro che viene offerto. Indubbiamente siamo di fronte a un fenomeno macro, ultralocale, e abbiamo la necessità di offrire al nostro territorio, ai lavoratori e alle imprese delle risposte che siano coerenti con una prospettiva di futuro. Obiettivo: negoziare l'insediamento Amazon in un'ottica sovracomunale tra enti locali, associazioni di categoria, parti sociali, visione sostenuta anche dal prefetto Maria Rosaria Laganà e condivisa dai sindaci che, come ha espresso il presidente dell'Anci Veneto Mario Conte, si mettono a disposizione per cambiare le regole e cominciare un percorso di lavoro per una riforma dei rapporti fra enti locali ed Amazon e fra Amazon e consumatori e lavoratori. E di avere quindi un confronto sereno ma schietto anche dal punto di vista della tutela occupazionale. La sicurezza sul lavoro e la qualità del lavoro sono fondamentali per la nostra amministrazione e per la nostra comunità. Il tutto volto alla salvaguardia del territorio, su cui la ricaduta occupazionale risulterebbe peraltro minima. È un'occupazione prevalentemente maschile per 2/3, è un'occupazione soprattutto che solo in piccola misura è di matrice locale. Non solo impatto occupazionale, ma impatto su traffico, viabilità, infrastrutture che insistono attorno al colosso, un dibattito che coinvolge l'intera provincia di Treviso, al momento interessata da 3 poli logistici, Roncade come centro di distribuzione di 60.000 metri quadri, quello di smistamento nell'area ex Scardellato a Treviso e quello di Riese Pio X, con importanti ricadute previste sugli assi viari del Terraglio, Treviso Mare, la Feltrina e la Pedemontana. Allora io do il benvenuto a Roberta Bozzetto, referente ADMO di Treviso. Roberta, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Grazie a lei per averlo accolto, perché è un altro tema a noi davvero molto caro. L'appello alla donazione del midollo, nello specifico in questo momento ci sono 4 persone, 2 bambini, un adolescente e una donna che attendono un trapianto. Partiamo da Davis, a 20 anni, del Trevigiano. Ci racconta un po', voi adesso state lottando per far arrivare a più persone possibili questo messaggio. Partiamo da qui per raccontare poi che cosa bisogna fare per provare a diventare donatori di midollo. Certo, noi ci stiamo impegnando, in collaborazione con le famiglie, per cercare di sensibilizzare più persone possibili che si avvicinino ad essere iscritti all'iscrizione vera e propria per entrare nel registro dei potenziali donatori di midollo osseo. Perché servono donatori? Diciamo che più persone si iscrivono al registro e più c'è la possibilità
di trovare una cura per questi pazienti che sono in attesa di trapianto. Ricordiamo che la compatibilità tra donatore e ricevente è pari a 1 su 100.000 e direi che è un numero tanto grande, ecco il perché più persone si iscrivono più c'è la possibilità di salvare delle vite. Partiamo da Davis, perché Davis è un ragazzo della nostra provincia dove necessita appunto di trapianto di midollo osseo e insieme a Davis tante altre persone sono in attesa e hanno bisogno di una nostra scelta consapevole e hanno bisogno di un donatore compatibile. Ci sono poi altri 2 bambini che sono nel Padovano, giovanissimi. Certo, in Veneto si sono attivi gli appelli per altri 2 bambini e la signora Luisa per Fabiano, per Luca, per la signora Luisa, per Davis, ma come loro tanti altri pazienti. Quindi da specificare che chi in questi giorni, e sono molte le richieste che abbiamo avuto, si sono avvicinate a noi, in questi giorni appunto decidono di fare questa scelta consapevole di entrare nel registro, lo fanno per tutti, perché iscriversi al registro vuol dire mettersi a disposizione per un paziente X che ha bisogno di un trapianto, quindi grazie a queste richieste speriamo di trovare più donatori compatibili per tutti. Senta, che cosa consiste il trapianto per il donatore? Proviamo magari a sfatare il mito dell'intervento doloroso, raccontiamo un po' poi di fatto l'iter qual è. Allora, per iscriversi al registro IBMDR, che è il registro appunto italiano dei potenziali donatori di midollo osseo, serve recarsi presso un centro trasfusionale con appuntamento, ovviamente, il centro trasfusionale più vicino a casa. Basta fare un semplice prelievo di sangue e un colloquio con il medico. Da qui si entra nel registro e si rimane a disposizione fino ai 55 anni di età. E i requisiti sono appunto avere dai 18 ai 36 anni non compiuti, pesare almeno 50 kg e essere in buona salute. Una volta iscritti si rimane a disposizione. Se si risulta compatibili con un paziente in attesa di trapianto, allora si verrà contattati e se abbiamo la fortuna di donare si giunge appunto alla donazione effettiva. La donazione effettiva nell'80% dei casi oramai la si fa in aferesi, cioè da sangue periferico. Significa che si giunge alla donazione come una donazione del sangue. Qualche giorno prima si assume un farmaco che si chiama fattore di crescita. Questo farmaco serve a far stimolare le cellule staminali che si trovano nelle nostre ossa piatte e sono quelle cellule staminali indispensabili per il ricevente, perché sono poi cellule madri che producono globuli bianchi, globuli rossi e piastrine. E quindi queste cellule vengono prelevate direttamente da braccio come la donazione del sangue. Vengono raccolte in un macchinario apposito e poi mandate appunto al ricevente, alla persona che ha bisogno. Ovviamente è una donazione che dura circa 4-5 ore, però siamo comodamente in poltrona, specifichiamo che non c'è mai nessun rischio per il donatore, alla sera si va a casa tranquillamente con le proprie gambe e tutto si riforma. Secondo lei è diffusa la cultura della donazione o si può fare di più? Possiamo sempre fare di più, questo sicuramente, servono sempre le giuste informazioni, si confonde ancora molto il midollo osseo con il midollo spinale, infatti il compito di noi volontari e delle associazioni è quello di divulgare il messaggio del dono portando ovunque le giuste informazioni. Noi ci impegniamo nelle società sportive, nelle scuole superiori, cerchiamo di sensibilizzare proprio i ragazzi giovani perché sono loro il nostro futuro e sono quella fascia di età che possono proprio iscriversi al registro. La seconda modalità che non ho spiegato per poter donare, oltre alla feresi che oramai la si fa nell'80% dei casi, alcune volte viene richiesta anche la donazione direttamente da cresta iliaca, questo diciamo è una donazione che avviene in sala operatoria, ma non perché sia un intervento assolutamente, ma perché si necessita di anestesia. Ed è una donazione che anche questa dura poco tempo, ancora meno addirittura, e si rimane in osservazione magari una notte giusto perché si è effettuata l'anestesia appunto. Non c'è mai nessun rischio per il donatore né con una modalità né dall'altra. È anche difficile essere appunto chiamati a donare, come è altrettanto difficile dall'altra parte un paziente trovare il proprio fratello genetico.
Perché ovviamente le combinazioni sono innumerevoli. Quante sono le persone attualmente in attesa di un donatore? Forse non è in Italia sono circa 1800 persone in attesa di trapianto e quindi è un numero importante, è un numero che ci dobbiamo impegnare un po' tutti. Allora, grazie davvero. Io attraverso di lei, anzi le chiedo in ultima battuta di fare ancora un appello per Luca, per Fabiano, per Luisa, per Davis e per tutte le persone che in questo momento hanno bisogno di un trapianto, sono in attesa di trapianto, che stanno lottando per la vita. Ma quello che mi sento di dire, che noi volontari lo diciamo sempre, è informiamoci, cerchiamo di informarci. È giusto che i ragazzi giungano all'iscrizione prima di aver avuto tutte le giuste informazioni e quindi appunto deve essere una scelta consapevole questo, e capire che si entra nel registro per chiunque abbia bisogno di un trapianto di midollo osseo. Quindi per quanto riguarda il Veneto c'è il nostro sito www.admoveneto.it dove ci sono tutte le informazioni del caso, si può fare anche una prima preiscrizione e poi tutti i ragazzi vengono contattati da noi volontari. Per qualsiasi cosa, insomma, nel sito ci sono le informazioni, ci sono i recapiti telefonici per aver bisogno. Informiamoci. Prima di tutto, prima di compiere la scelta dell'iscrizione, è giusto assolutamente informarci. Noi volontari siamo a disposizione, diamo tutte le informazioni e cerchiamo di aiutarci tutti. Tutti noi abbiamo un qualcosa di bello da donare all'interno e una nostra scelta può diventare speranza di vita per qualcun altro, un nostro piccolo sacrificio senza nessuna rinuncia. Grazie Roberta, grazie davvero di cuore, speriamo che questo sia insomma, uno stimolo in più davvero per donare. Grazie, buona giornata Roberta, arrivederci. Grazie a voi, arrivederci, grazie. Roberta Bozzetto è referente per l'ADMO di Treviso, basterà cliccare ADMO Treviso, trovate ovviamente tutti i contatti di cui avete bisogno, numeri di telefono piuttosto che sedi a cui rivolgervi se insomma, avete intenzione di fare questo passo così importante. Ora noi andiamo a vedere, sì, a Rosà le immagini del funerale, l'ultimo saluto a Michele Merlo, 1 migliaio le persone per i funerali di Michele, questo è il numero reso noto poco fa dall'amministrazione di Rosà che ha organizzato la cerimonia. Metà delle persone arrivate nel paesino vicentino non sono potute entrare nello stadio e sono state costrette a seguire la messa attraverso gli altoparlanti. Queste sono le immagini raccolte dalla nostra troupe ieri alle 17, guardate quante persone in coda. Abbiamo sino ad oggi comunicato per lo più attraverso i nostri consulenti legali, hanno detto i genitori di Michele Merlo, ma oggi vogliamo parlare noi, vogliamo consegnare io e Katia, mia moglie, una preghiera a tutti voi per dire addio al figlio Michele Merlo, il giovane ex concorrente di Amici morto il 6 giugno all'ospedale Maggiore di Bologna a causa di un'emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante. I genitori Katia Ferrari e Domenico Merlo hanno scelto un video accompagnato dalle parole del cantante che hanno diffuso in concomitanza con i funerali. Vedete la bara bianca che entra accompagnata da mamma e papà, i parenti più stretti, gli amici più cari. C'era anche Matteo Salvini, leader della Lega Nord, e Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, arrivati in Veneto proprio per essere presenti nel giorno dell'ultimo saluto a Michele. Negli occhi splendidi di quel ragazzo c'era la grande voglia di vivere. Con queste parole il sindaco di Rosà, Paolo Bordignone, ha ricordato Michele qualche minuto prima della celebrazione del funerale. Ora, prima di passare al nostro prossimo ospite, tra pochissimo un bel dibattito politico con Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Affronteremo temi a 360 gradi, quindi davvero restate con noi. Vi facciamo sentire altri 2 passaggi della conferenza stampa del Premier Draghi di ieri, legati alle priorità del Paese e poi alla scelta su AstraZeneca. Dopo il balletto della seconda dose con Pfizer e Moderna e non con AstraZeneca per gli under 60, Draghi ieri e il ministro della Salute Roberto Speranza hanno detto libera scelta, consenso informato per chi volesse fare la seconda dose ancora con AstraZeneca. Sentiamo i 2 estratti. Ora la sfida principale
non è vaccinare i 12enni o i 13enni, bisogna farlo, per carità, dove è cominciata questa campagna si va avanti, ma è andare a cercare tutti coloro che hanno più di 50 anni e non si sono ancora vaccinati. Questa è la sfida che noi abbiamo oggi da vincere. Sono, non mi ricordo se più di 2 milioni, non so quanti sia, il generale Figliuolo sa benissimo quanti sono, ma questi sono quelli che si ammalano e si ammalano in maniera grave e quindi devono essere vaccinati. Grazie. Cosa ha detto invece il Ministro della Salute Roberto Speranza? Sentiamo. Io aggiungo pochissimo, se non l'informazione, Presidente, che oggi ho firmato un'ordinanza che porta il 99% del nostro Paese in zona bianca, e se questo avviene, poteva sembrare difficile solo poche settimane fa, è proprio prima di tutto per il merito di una campagna di vaccinazione molto forte che stiamo svolgendo nel Paese, e quindi il messaggio di fondo che vogliamo dare a tutti gli italiani è di continuare a vaccinarsi, perché il vaccino è l'arma fondamentale che abbiamo per chiudere questa stagione. Oggi si è riunito il Comitato Tecnico Scientifico, a cui io avevo fatto un quesito di chiarimento sulla vaccinazione eterologa, e la risposta del CTS è esattamente nella direzione che è stata indicata prima dal Presidente del Consiglio. Quindi c'è una raccomandazione, un'indicazione molto forte per l'utilizzo dell'eterologa per le persone sotto i 60 anni che hanno usato il vaccino di AstraZeneca in prima dose, ma resta aperta la possibilità per chi lo richiede sulla base di un consenso medico di poter anche utilizzare in seconda dose sotto i 60 anni il vaccino AstraZeneca. E chiaramente ribadiamo con ogni energia che la priorità è una priorità di natura generazionale. Dobbiamo assolutamente completare la vaccinazione delle categorie più fragili, che sono quelle che incontrando il virus rischiano di pagare il prezzo più alto. Questo era Roberto Speranza, Ministro della Salute. Allora avete sentito quali sono i cambiamenti, discuteremo anche di questo tra pochissimo con la nostra tavola rotonda tutta politica. Intanto vi lascio le previsioni del tempo, pubblicità e poi di nuovo qui in diretta. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. L'intensa ondata di calore in atto toccherà l'apice nel corso del fine settimana, quando il tempo sarà buono e il clima davvero rovente. Il dettaglio di sabato 19 giugno. Sul Veneto tanto sole ovunque, la nostra grafica infatti ci mostra un cielo sereno e sgombro da nubi dappertutto. Nel corso del pomeriggio poi saranno possibili i consueti temporali di calore sui rilievi e sulle zone pedemontane. Come detto, caldo intenso e afoso con temperature minime tra 18 e 23 gradi, valori massimi invece che arriveranno a segnare i 35 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui ampio soleggiamento su tutti i settori, in montagna qualche acquazzone a partire dalle ore pomeridiane. Temperature minime tra 19 e 22 gradi, massime sui 29-32 gradi. Infine diamo uno sguardo insieme al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato, quantomeno inizialmente, a seguire qualche rovescio sui settori alpini di confine. Temperature minime intorno ai 20-21 gradi, massime infine sui 34-35 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Buongiorno, ben ritrovati. Seconda parte dell'edizione straordinaria di Antenna 3. Allora abbiamo raccontato vari aspetti di questa vita e della situazione attuale che sta vivendo il nostro Paese. In apertura con titolari di bar e ristoranti per parlare di Green Pass, per parlare di campagna vaccinale, ma anche per parlare di manodopera, di forza lavoro. Allo stesso modo, lo stesso discorso è stato affrontato anche con il segretario della FIM, della CISL, quindi i metalmeccanici. Quindi tutti
sì contro lo sblocco del blocco dei licenziamenti, però in tanti che chiedono manodopera qualificata che di fatto non c'è. Questo è uno dei vari temi di cui ci occuperemo in questa tavola rotonda tutta politica. Io ringrazio e intanto saluto i miei ospiti. In studio c'è Fabio Crea, Fratelli d'Italia. Buongiorno. Buongiorno. In collegamento Giacomo Possamai, Partito Democratico. Buongiorno Giacomo. Buongiorno. Buongiorno. E Giacomo Cusumano, Movimento 5 Stelle, consigliere comunale di Padova. Buongiorno. Buongiorno a tutti, salve. E a allora, tutte. Buongiorno, innanzitutto prima di entrare proprio nel vivo di questa chiacchierata vi facciamo vedere un servizio realizzato dalla redazione di Padova, perché dopo 799 anni è arrivato un rettore donna, quindi diamo spazio a questo servizio. Lei è Daniela Mapelli, bravissima in gamba, pro-rettore dell'università, che oggi prende il timone di un'università insomma così importante anche a livello nazionale ed internazionale. Quindi vediamo il servizio e poi entriamo proprio nel vivo della nostra tavola rotonda politica. Daniela Mapelli è stata eletta rettrice dell'Università di Padova. È la prima donna nella storia dell'Ateneo padovano a ricoprire questo incarico. Nel ballottaggio contro Patrizia Marzaro ha raccolto il 53,7% delle preferenze. Mai come ora, ha detto la neorettrice in una prima dichiarazione, i ritratti degli uomini che hanno guidato l'Università di Padova, che accompagnano l'entrata in sala della Basilica, mi sembrano restituire vividamente le loro storie, i loro pensieri e le loro speranze. Chissà se nel momento dell'elezione erano commossi così come sono io, o magari sentivano già forte il senso di una dolce responsabilità, quella di guidare l'Università di Padova. Dal prossimo ottobre potremo finalmente dire uomini e donne che hanno guidato l'Università di Padova. Un plauso alla neorettrice è arrivato da tutte le istituzioni cittadine e provinciali, dal sindaco Sergio Giordani al presidente della provincia Fabio Bui. Anche il rettore uscente, Rosario Rizzuto, ha voluto congratularsi con la professoressa Mapelli, laureata a Padova in psicologia nel 1991 e docente di neuropsicologia e riabilitazione neuropsicologica. Ora, alla fine di una campagna elettorale intensa, posso esprimere la mia grande felicità per l'elezione della professoressa Mapelli, prima donna, ed era ora, alla guida dell'Università di Padova. A lei, ha continuato Rizzuto, va il mio più affettuoso augurio di buon lavoro, ma sono certo che saprà guidare al meglio il nostro Ateneo nel suo 9° secolo di vita. Allora, le immagini che avete visto ovviamente sono immagini di repertorio, perché mentre vi stiamo parlando è in corso all'Università di Padova la conferenza stampa di presentazione di Mapelli con ovviamente il suo programma per il futuro dell'università. E allora, se anche l'università va in campagna elettorale, non lo fa soltanto la politica, e di campagna elettorale da qui vorrei partire, perché le amministrative di settembre sono davvero dietro l'angolo. Allora, parto da lei, Crea. È vero che Fratelli d'Italia ha un indiscusso vantaggio in queste amministrative a traino anche insomma della vostra leader, che nei sondaggi insomma sta facendo bene? È indiscutibile questo. Ma diciamo che queste saranno le prime elezioni amministrative, ma comunque elezioni che sono all'interno di quello exploit sondaggistico di Fratelli d'Italia. Quindi noi sicuramente ci aspettiamo, al netto delle peculiarità delle elezioni amministrative, che ovviamente rispetto al voto politico hanno un plus, che è quello determinato dalla presenza territoriale, dal riferimento anche dei singoli candidati, a prescindere dai simboli politici. Le liste civiche ne sono assolutamente la dimostrazione. Però ritengo e riteniamo che le prossime elezioni amministrative possano rappresentare anche una cartina di tornasole per quello che è il peso che Fratelli d'Italia, con la guida della Presidente Giorgia Meloni, sta in questi mesi realizzando sul territorio nazionale. Quindi crediamo che ci sarà anche un traino del simbolo, che di solito alle elezioni amministrative non è così preponderante rispetto alle elezioni politiche. Questo peso vi sta portando di fatto a chiedere agli alleati, perché sappiamo che di fatto c'è un centrodestra ancora a livello locale, vi sta portando a chiedere come partito un candidato per il comune di Montebelluna. No, diciamo che Fratelli... Come facciamo a spiegare ai telespettatori che cosa significa questo?
Cioè che all'interno di una coalizione ci si spartiscono i candidati. Rientra nelle normali dinamiche. Innanzitutto c'è da dire che non si fa mai riferimento, quantomeno nell'ambito del centrodestra, a una scelta basata esclusivamente su un principio, e cioè di assegnazione del candidato a un partito e l'altro. Perché soprattutto sui territori è assolutamente importante andare a valutare le peculiarità territoriali, e quindi la scelta deve ricadere innanzitutto sul candidato sindaco che meglio rappresenta in quel momento non soltanto la coalizione, ma il sentiment che noi riteniamo emergere dal territorio. Quindi questo in linea generale. Per quanto riguarda Montebelluna più che altri comuni, c'è da dire che all'interno di una valutazione complessiva, perché ci sono diversi comuni tra i più importanti sopra i 15.000 abitanti, ricordiamo Oderzo, ricordiamo Montebelluna, Villorba, oltre a Conegliano, se ci limitiamo alla provincia di Treviso, evidentemente ci sono delle dinamiche interne ai partiti che come dire, pesano anche nella valutazione delle scelte dei migliori candidati attribuibili all'uno o all'altro soggetto politico, e questo in considerazione del fatto che evidentemente oggi, dove i sondaggi costituiscono ormai un elemento importante molto più che nel passato per la loro scientificità e per la disponibilità del campione che si sottopone al sondaggio della rappresentatività del risultato, è evidente che oggi Fratelli d'Italia ha una legittimazione molto diverse rispetto al passato. Non siamo più il partito del 2, del 3%, ma siamo un partito che oggi certamente conta, ma questo non solamente a livello sondaggistico, anzi il sondaggio non è altro che il risultato di ciò che si percepisce su tutti i territori e non soltanto sugli organi di stampa o nelle tribune politiche della TV. E poi cerchiamo di capire che cosa è successo, no? Questa trasformazione che vi ha fatto passare dal 2 a oltre il 10. Cercheremo di capire che cosa è accaduto. Fabio Crea ha nominato Oderzo. Ad Oderzo alle politiche di settembre si presenterà, parlo con lei Giacomo Cusumano, so che lei è su Padova, ma le faccio un esempio di quello che accadrà ad Oderzo, provincia di Treviso, un comune in cui Partito Democratico o sinistra più radicale e Movimento 5 Stelle decidono di correre insieme per provare a strappare lo scranno alla Lega Nord. È una strategia che sarà replicabile secondo lei anche per molti altri comuni, o il Movimento 5 Stelle ha bisogno di avere una propria identità? Ma allora, il Movimento 5 Stelle ha la sua identità ed è chiara ed evidente, basta vedere il taglio dei vitalizi, il taglio del numero dei parlamentari, tutte queste attività che abbiamo portato avanti convintamente sulla legalità, su tutta una serie di attività che abbiamo fatto e hanno portato insomma i loro risultati. Quindi la nostra identità è chiara. Oggi i nostri temi fondamentali sono il salario minimo garantito per evitare lo sfruttamento magari delle persone, riuscire a trovare quindi manodopera a bassissimo costo e quindi aumentare lo sfruttamento delle persone, magari soprattutto quelle immigrate. Questa è una delle battaglie per esempio che stiamo portando avanti, e io credo che, ed è questo che bisogna parlare al di là degli accordi, delle alleanze, cioè dei temi che si vogliono portare avanti. Io penso per esempio al Comune di Padova, in cui ho portato diverse mozioni, tra cui il plastic free, quindi l'eliminazione della plastica monouso da parte del comune, che poi dà il patrocinio anche a tutti gli eventi che sono plastic free. Penso all'attività per esempio legata ai disability manager che sto portando avanti all'interno del comune di Padova, piuttosto che al grande lavoro del nostro senatore Gianni Girotto per le comunità energetiche, piuttosto che il gioco d'azzardo e la lotta continua che noi abbiamo verso questa mafia praticamente legalizzata, ed è di questo che bisogna parlare. Quindi è replicabile, certo che è replicabile con tutte quelle forze politiche che hanno un programma elettorale chiaro, che vogliono portare avanti e pensano di portare avanti. Certo, bisogna sicuramente trovare degli accordi se dopo si entra in coalizione con altri partiti che giustamente hanno le loro proposte, e quindi anche noi rispetto all'inizio, parlo del primo Movimento 5 Stelle, sostanzialmente abbiamo avuto un'evoluzione più permissiva verso quelle che erano le forze che secondo noi avevano più a che vedere con i 5 Stelle. Con la Lega sappiamo bene
che è andata molto male. Purtroppo eravamo diametralmente opposti su tanti temi, nonostante ammetto il grande lavoro su quota 100 e sul reddito di cittadinanza che grazie alla Lega siamo riusciti a portare avanti. Ma voglio dire, adesso con un centro-sinistra ci sono delle possibilità, però Conte su questo è stato molto chiaro, nel senso che noi andiamo a valutare anche un po' situazione per situazione, perché ci sono realtà locali che non permettono, come anche per il centrodestra vale la stessa cosa, che non permettono coalizioni, seppure anche a nazionale magari si proceda come allo stesso a Padova. modo. Beh, a Padova diciamo in questo momento sono all'opposizione. È chiaro però ed evidente che tutte le attività che ho portato avanti da Presidente della Commissione ottava, cioè vigilanza, controllo, bilancio, trasparenza e risorse umane, si occupa la mia commissione, devo ammettere che nonostante sia stato all'opposizione ho trovato diverse disponibilità da parte della maggioranza di Giordani e quindi del centro-sinistra, che prima si citava per l'università, appunto, per il risultato, e bisognerà vedere alle prossime elezioni quali saranno i programmi e sulla base di quelli capire come si può andare avanti. Restano temi aperti, come per esempio il tema dell'inceneritore, come temi legati, che ne so, al nuovo ospedale di Padova che si vuole costruire, quindi ci sono tanti temi su cui bisogna ancora trovare una convergenza sul trasporto pubblico, e di questo bisogna studiare e su questo bisogna fare il dibattito pubblico, a mio parere. Allora, apro una parentesi all'interno di questo dibattito politico, perché abbiamo una notizia di cronaca da darvi, perché un piccolo aereo da turismo è precipitato poco fa all'esterno dell'aeroporto civile Gino Allegri di Padova, quindi lei Cusumano sa benissimo di cosa stiamo parlando. Siamo in zona via Sorio, finendo su un parcheggio a lato della strada che corre parallela allo scalo. Non si hanno ancora notizie su possibili vittime o ferite, nessuna automobile è stata coinvolta. Quello di Padova è un piccolo scalo sul quale non operano compagnie di trasporto passeggeri, quindi un piccolo aereo da turismo è precipitato. La sapeva questa notizia? No, l'ho ricevuta adesso perché purtroppo non sono a Padova e questa mattina sono stato impegnato. Mi dispiace molto, quello è un aeroporto importante per il nostro comune, è un aeroporto che permette anche agli aerei medici, diciamo, di spostarsi. È un punto sicuramente molto di interesse per la gestione, tant'è che poco tempo fa mi sono confrontato con la maggioranza di Padova su questo tema insieme alle associazioni per la gestione. È un punto molto importante, mi spiace molto, spero non ci siano vittime. Io abito lì praticamente, abito lì davanti a quell'aeroporto, ecco. E sì, insomma, speriamo teniamo aggiornata anche lei, come tutti i nostri telespettatori, su questo. Allora, quindi insomma, se ci sarà anche una troupe sul territorio, poi se vogliamo fare un intervento telefonico con una breve diretta o altrimenti vi aggiorno io con tutte le notizie. Giacomo Possamai, per il Movimento 5 Stelle il tema delle coalizioni è stato divisivo. Per il Partito Democratico lo è altrettanto? Non direi, cioè nel senso, il Partito Democratico a livello locale, nelle tante amministrazioni che vanno al voto a settembre, ovviamente mi riferisco a livello nazionale in questo caso, ha adottato semplicemente un criterio legato al territorio. Ci sono territori dove era possibile fare alleanza con i 5 Stelle, altri dove non era possibile, alcuni territori dove c'era alleanza con Calenda o con Italia Viva. Io su questo sono sempre stato convinto, ed è che siccome poi oltre a vincere le elezioni bisogna anche governare, la cosa importante è che poi ci sia la possibilità di farlo e che quindi la coalizione stia insieme e sia in grado di esprimere un progetto comune. Che da Roma si decida chi si allea con chi, l'ho sempre trovato sbagliato, quindi credo che sia il modo giusto di procedere. E anche a livello veneto, tutto sommato così ci stiamo orientando. In alcuni territori facciamo le primarie, in altri no. In tantissimi territori, direi in tutti, noi stiamo partendo da progetti civici, quindi con liste civiche in realtà del territorio, quindi per me è la via giusta. Cioè io sono dell'idea che le amministrative decida il territorio, non decida Roma e non decide neanche Venezia, diciamo nel caso delle amministrative locali. Non a caso, insomma, adesso una delle città che va a elezioni con il maggior numero di abitanti, il comune di Padova, con il sindaco Sergio Giordani, di fatto ha vinto il civismo. Giordani non era iscritto ad alcun partito politico, è stato sostenuto da Partito Democratico e Coalizione Civica, ma è l'espressione della più grande forse forma di civismo, perché poi Giordani di fatto è un imprenditore.
Assolutamente sì, ma posso anticiparle che anche a Verona, come è noto, il centrosinistra sta lavorando a un'ipotesi civica e che Verona è un'altra città che va al voto nel 2022, ma che anche, per dire a Chioggia, penso che vota invece quest'anno, penso si vada verso un'opzione civica. Cioè noi siamo fermamente convinti che in questo momento storico in modo particolare si deve partire dal territorio, quindi che anche i candidati vadano espressi dal territorio. Tra l'altro Padova, che è l'esempio che faceva lei adesso, è un esempio di grande successo, cioè Giordani è un sindaco che ha restituito alla città di Padova un buon governo dopo il disastro di Bitonci, e che infatti anche nei sondaggi e nei gradimenti è altissimo, per cui spero che sciolga presto definitivamente la riserva, anche se mi sembra che sia ben indirizzato, e che l'anno prossimo appunto si ricandi sindaco e prosegua questa esperienza positiva dei primi 5 anni. Fabio Crea, ascolto del territorio, che cosa vuol dire? Cioè che cosa sta chiedendo il territorio, secondo voi, come Fratelli d'Italia, oggi dopo quasi 2 anni di pandemia? Ma sta chiedendo innanzitutto che i propri rappresentanti, e quindi certamente, visto che parliamo di pandemia e quindi di rilancio della politica nazionale, sta chiedendo ai propri rappresentanti del territorio, e cioè i senatori e i parlamentari, che manifestino da una parte una coerenza politica e quindi un vincolo di mandato elettorale. Questo è il primo sentiment che noi abbiamo dalla gente che incontriamo. In secondo luogo è che la politica si faccia carico di una effettiva ripresa, perché quello che noi oggi percepiamo è comunque una situazione in cui si sfrutta la pandemia, il Covid, per cercare, quasi strumentalizzando la pandemia, delle azioni a danno dei cittadini. Parliamo tranquillamente della limitazione delle libertà individuali che ancora oggi in questa situazione sono assolutamente inspiegabili. Possiamo parlare del Green Pass, ma possiamo anche parlare in particolar modo della volontà manifestata del proroga dello stato di emergenza che va a scadere il 31 luglio da una parte. Dall'altra il governo non riesce per determinati settori a consentire una ripartenza. Possiamo parlare tranquillamente per esempio del tutto il settore degli eventi, che ancora risulta totalmente bloccato ormai quasi da 1 anno e mezzo. Ci sono dei settori che ancora oggi il governo non attenziona per poter consentire un'effettiva ripresa, a fronte di una situazione che certamente è fortunatamente in grandissimo miglioramento. Non dico che abbiamo raggiunto immunità di gregge, ma siamo molto vicini a quello che è l'obiettivo, anche grazie al nuovo commissario Figliuolo e sicuramente per questa parte designato dal governo. Quindi per questa parte la stessa Giorgia Meloni ha certamente rappresentato questo elemento di positività. Però su altri settori, in particolare quelli economici, in particolare quelli fiscali, che oggi sono lo strumento migliore per la ripartenza, anzi direi non migliore, assolutamente necessario per la ripartenza. Quindi lei sta criticando il Green Pass? Noi critichiamo questa gestione del Green Pass perché riteniamo che in questo momento ulteriori forme di controllo alle libertà individuali dei cittadini in una situazione di ritorno alla normalità sia assolutamente non giustificabile. Non era presente nel momento in cui, se non con la salvaguardia degli strumenti, dei protocolli di salvaguardia sanitaria che abbiamo imparato ad adottare e che ancora oggi si possono adottare. Oggi paradossalmente con la restituzione o comunque l'avvicinarsi di una situazione di normalità, per non parlare di quella ormai prossima immunità di gregge, paradossalmente si vuole introdurre oggi uno strumento che è uno strumento di evidente controllo delle nostre libertà. Andare al ristorante, andare al teatro, andare ad una cerimonia e consentire al nostro Stato, Grande Fratello, di poter controllare ogni nostro movimento non è certamente quel principio di libertà al cui noi certamente ci ispiriamo. Cusumano, Grande Fratello oppure la necessità di prendersi una responsabilità per il popolo?
Guardi, io rispetto a quanto appena detto dall'esponente di Fratelli d'Italia ho una visione diametralmente opposta, cioè proprio l'opposto su quasi ogni frase che ha detto. Sentiamo. Parto da un principio. Non esiste nessun partito, nessun movimento in Italia che vuole continuare con le chiusure. Cioè, tutti ci auspichiamo le riaperture, tutti ci auspichiamo che si ricominci a vivere come prima del virus. Faccia una telefonata a Speranza però. Perché lui non è stato informato di questo. Ma guardi, al di là delle sue battute, Speranza è Non anche sono quello che battute, poi... in realtà. Esatto, non fa neanche ridere, quindi se le può risparmiare. Dico semplicemente... Guardi, rappresentante del Movimento 5 Stelle, non è certamente lei che dice a me quello che posso o non posso dire. Sia chiaro. Quando ha parlato lei io non ho parlato. Sia chiaro. Facciamo finire Cusumano così capiamo la sua tesi, prego. L'Italia ha sempre questo metodo molto fascista di chiudere la bocca alle il fascista sei tu che pensi di poter dire a me quello che io devo dire. Io dico quello che voglio, tu dici quello che vuoi e non pensare di dire del fascista a Fratelli d'Italia. Il fascista sei tu e quelli che come te pensano di limitare non soltanto le libertà individuali di pensiero e di parola. Fabio Crea, un attimo, ascoltiamo Cusumano perché ancora non ha terminato il suo ragionamento. Prego Giacomo. Io sono antifascista, vorrei che anche l'esponente di Fratelli d'Italia lo dica. Noi siamo i primi antifascisti perché siamo i più liberali, non certamente come voi del Movimento 5 Stelle o come degli alleati che tentano di chiuderci in casa e limitare le nostre libertà individuali. Quello è fascismo, non noi che vogliamo invece l'ampia libertà. E la donna Zan che va a cantare Faccetta Nera? Lei non si preoccupi. Oltrepassiamo, direi... Se non ha altri argomenti, Cusumano, guardi, faccia un altro mestiere. Fermi, oltrepassiamo questa impasse perché non stiamo parlando di Donazzan, non citiamo persone che in questo momento non si possono difendere, però vorrei, Giacomo Cusumano, che lei, quindi Fabio Crea la invito a lasciar parlare il suo collega, vorrei che continuasse ad esprimere il suo pensiero perché appunto lei ritiene che le limitazioni che di fatto oggi ancora il governo sta tenendo in piedi con lo stato di emergenza sono corrette. Allora, di fatto l'Italia ha seguito un protocollo che è stato seguito in tutta Europa e in gran parte del mondo. Dove non è stato seguito ci sono stati ingenti danni. Pensiamo al Brasile o pensiamo al primo periodo di Boris Johnson in Inghilterra. Lui praticamente ha dovuto ammalarsi personalmente per capire che avrebbe dovuto fare un lockdown e delle vaccinazioni di massa. Ecco, questo è un sistema, un protocollo che l'Europa ha adottato e sta applicando in praticamente quasi tutti i suoi paesi, salvo qualche eccezione, che comunque ha prodotto dei risultati negativi. Cioè chi non ha seguito queste chiusure purtroppo ha avuto più vittime. In Italia, ce le ricordiamo tutti, insomma io me lo ricordo bene, le bare che arrivavano da Bergamo al cimitero nostro del comune di Padova, senza contare tutte le persone che purtroppo ho perso in questi 2 anni nella provincia di Cremona, di Bergamo, di Milano, e voglio dire, io penso che bisogna procedere con cautela e credo che ci sia una fetta d'Italia che ha perso molto sia a livello psicologico ma anche a livello imprenditoriale. Abbiamo molti imprenditori che sono in grande difficoltà, non tutti purtroppo gli imprenditori riescono a gestire queste nuove normative, queste nuove regole. I comuni si stanno adoperando per dare plateatici gratuiti, per dare zone aperte, diciamo, per le riaperture o magari riaprire in spazi ampi. Adesso vediamo, per esempio, è aperto il tema delle discoteche. Però io volevo portare anche quella che secondo me è la possibilità che è anche stata citata dal G7. Io è più di qualche mese che lo dico nelle varie trasmissioni, nei telegiornali, in quegli interventi che riesco a fare, ma ricordiamoci che in questa pandemia c'è una grossa fetta di aziende, soprattutto legate all'e-commerce, soprattutto legate magari al mondo videoludico o legato semplicemente alla distribuzione alimentare, come possono essere i supermercati, che hanno avuto fatturati superiori a quelli del 2018, 2017, 2019, superiori del 20, 30, 40, 50, anche 60%.
Ecco, al G7 si è detto che queste grandi società, soprattutto quelle legate all'e-commerce, devono pagare una tassazione più ampia. Perché dico questo? Perché questo 40% ipotetico che queste società hanno fatto non è merito del loro bellissimo lavoro, ma è dovuto al fatto che c'è una pandemia mondiale e che alcuni settori sono stati chiusi. Siccome il mercato funziona a necessità, c'erano le necessità alimentari e videoludiche sostanzialmente, e quelle sportive. Queste sono state rimpiazzate sostanzialmente da tutta una serie di servizi online o di trasporto a casa, vedendo anche molti servizi di come venivano trattati i dipendenti appunto di vari trasporti alimentari con paghe bassissime e fatturati per queste società enormi. Bene, allora queste società adesso devono pagare, perché il loro guadagno che hanno avuto in questi 2 anni non è dovuto alle loro capacità. E lo dico con dispiacere. Ma secondo lei il governo nel quale è presente anche il Movimento 5 Stelle può fare pressione per questo? Sì, perché noi al G7 siamo andati convinti su questo e la discussione è aperta proprio su questo tipo di tassazioni, su questo tipo di grandi aziende che vivono in paradisi fiscali. Però se cerchiamo un'equità sociale dobbiamo partire anche da un'equità economica, nel senso che l'economia deve essere più a misura d'uomo in questo caso e non possiamo dimenticare tutti gli imprenditori che appunto hanno avuto difficoltà, alcuni si sono suicidati, altri sono in depressione. Ecco, voglio dire, la colpa non è di quegli imprenditori perché non sono stati capaci di reinventarsi e la soluzione purtroppo, lo dico, non è neanche da parte dello Stato Italia indebitarsi con l'Europa e per dare sostegno appunto a chi non è in grado di evolvere, di andare avanti, perché sono imprenditori. Sì, insomma, poi c'è anche un altro grande tema, ne abbiamo parlato prima, che è quello della tassazione del lavoro, no? Perché probabilmente che è una cosa che chiedono tutti, che promettono tutti quando sono in campagna elettorale, ma che nessuno realizza e noi continuiamo a chiederci perché. Giacomo Possamai, fino a quando saremo in questo stato di emergenza? È giusto continuare a prolungarlo? Come si inserisce il Partito Democratico in questo dibattito tra libertà, bavaglio oppure prudenza e salvaguardia della salute? Io su questo, più che fare grandi proclami, cito cose già accadute, nel senso che l'abbiamo visto sul tema delle riaperture del coprifuoco. Quando c'è stata la prima, versione delle riaperture, quindi il coprifuoco allungato di 1 ora e tutto quello che ci ricordiamo, noi abbiamo detto una cosa molto semplice. L'obiettivo è gradualmente, quindi senza fare passi in avanti che rischiano di portarci indietro, arrivare alla normalità. Perché qual è il rischio? Riaprire per poi dover richiudere. Invece l'obiettivo deve essere riaprire per non tornare più indietro. Per cui, per quanto mi riguarda, va bene quello che sta dicendo e che sta facendo Draghi, e cioè troviamo in accordo con ovviamente CTS, col mondo scientifico con cui si consulta, una via che ci porti ad uscire definitivamente da questa situazione senza dover fare continui tira e molla, che sono state forse la parte più difficile di questo anno e mezzo che abbiamo alle spalle. Onestamente dobbiamo anche essere lucidi, cioè se a me viene detto che la mascherina in pubblico, all'aperto scusatemi, invece del 25 di giugno me la posso togliere il 3 di luglio, uno, non mi cambia la vita e non mi ammazzo su questa vicenda. Secondo, è evidente che non è una cosa che cambia il mondo, ma che per X ragioni su un tavolo di discussione tra gli scienziati si decide che probabilmente è meglio tenerlo una settimana in più. Quindi l'altra cosa è che non possiamo neanche drammatizzare ogni discussione, perché in questo paese non si può mai parlare serenamente e lucidamente delle questioni e tutto va trasformato in una battaglia di principio. Cioè non è che c'è chi tifa per il 3 luglio e chi per il 25 giugno, semplicemente vediamo che cosa ci dice il CTS, farà una valutazione la politica e il governo e capiamo se sarà alla fine di giugno o inizio luglio. Comunque io credo che nell'arco di un paio di settimane, per esempio sulle mascherine, arriveremo ad essere come altri paesi che hanno già aperto questo punto di vista. Solo una battuta sul Green Pass. Possamai, la devo bloccare perché io ho, no, ma poi torno subito da lei, perché io ho il nostro Guido Barbato pronto in diretta, collegato via Skype dall'aeroporto Allegri, per raccontarci che cosa è accaduto, quindi devo dare a lui la linea. Guido, ciao, buongiorno, che succede? Buongiorno, abbiamo questa incredibile notizia da Padova, dalla zona dell'aeroporto Gino Allegri, un aeroporto piuttosto piccolo dove in genere
volano aerei di piccola portata per il cosiddetto aeroclub o piccoli voli, 2-4 persone al massimo. Intorno alle ore 13 è accaduto. Uno di questi aerei ha sfiorato la strada, una delle principali, delle radiali che dal centro storico di Padova si portano in direzione dei Colli e di Abano Terme, via Sorio. L'aeroporto si trova sul lato, uscendo dalla città, si trova sul lato sinistro della strada e ovviamente la pista di decollo e di atterraggio è anche piuttosto vicina a questa strada che vedete, dove ci troviamo adesso io e il collega Francesco Rattani in questo momento, e anche a molte abitazioni piuttosto magari anche un po' datate, anni 60-70, però comunque ha un quartiere piuttosto popoloso, il quartiere di San Giuseppe e dintorni. Pare che il pilota dell'aeroporto, dopo aver concluso la manovra di atterraggio e essere arrivato alla fine della pista, abbia tentato di ridecollare. Con questa manovra ha urtato questo grandioso abete che vedete qui ora inquadrato in questo momento, che vedete ha decapitato, e sono i pezzi dei rami a terra, finendo la sua corsa veramente per una santa benedizione nell'area di un ex distributore di benzina in disuso, cioè bonificato qualche anno fa. Che quindi la cosa non abbia coinvolto nessun automezzo dei tantissimi che passano per via Sorio durante il giorno, né nessuno degli abitanti del quartiere appunto prospiciente all'aeroporto Gino Allegri. Il pilota ha perso la vita, come si sa già, carbonizzato appunto nell'incendio del suo velivolo, e la cosa probabilmente è finita qui, e al momento non abbiamo altre notizie. Non possiamo avvicinarci troppo al luogo del sinistro, vedete siamo tenuti a distanza dalle forze dell'ordine. Appena potremo dirvi qualcosa di più o mostrarvi qualche immagine del piccolo aereo o di quel che ne resta, ovviamente lo faremo senz'altro. Veramente c'è stato un colpo di fortuna, se purtroppo insomma è mancata una sola persona, perché ripeto, da tanti anni in passato si parlava di non ampliare questo aeroporto, che ha la pista di atterraggio, come vi dicevo, su una strada comunale molto trafficata e a ridosso di un quartiere, che quando gli aeroplani decollano verso il quartiere, molti qui in passato, molti ambientalisti, molti residenti storcevano il naso e chiedevano di bloccare l'attività dell'aeroporto, che ha anche una sua utilità perché ospita per esempio l'elicottero del 118 di Padova. Ma al di là di questo ci sono queste attività diciamo aeroportuali molto ridotte, per fortuna. In passato pareva che ci avesse messo gli occhi sopra la Save, di arrivare a fare uno scalo più attivo, poi non se n'è fatto più niente, e forse è meglio così, visto anche quello che è successo oggi. Però insomma probabilmente una struttura che volendo può avere anche una sua utilità, insomma anche sociale o sportiva, per chi fa questo sport, oppure come nel caso dei voli di utilità tipo il 118, speriamo continui così. Appena potremo vi faremo avere qualche immagine in più, perché non abbiamo nessun altro elemento e siamo tenuti a distanza, uno quasi scampato pericolo comunque per la città di Padova, ve lo posso assicurare. Questa è una strada appunto collocata nella direttrice ovest-sud-ovest, in uscita dal centro storico verso la zona dei Colli Euganei. Grazie Guido Barbato. Vedevo il consigliere padovano Cosumano annuire. È vero, è una strada a lunga percorrenza in un quartiere altamente popoloso della città di Padova, quindi il pilota è morto carbonizzato, un uomo anziano, questo è quello che ci dice l'ANSA, sono davvero le ultimissime notizie che vi possiamo dare, però fortunatamente non ci sono altre vittime in quella che poteva onestamente rivelarsi una tragedia. Torno da lei, Possa Mai, per chiudere ovviamente ragionamento, e poi voglio aggiungere un passo in più in quello che si sta dicendo. Il dibattito delle vaccini agli teenager, quindi ragazzi tra i 12 e i 16, poi vi faremo sentire cosa ha detto Salvini su questo, rischia di diventare come quello delle mascherine? Temo di sì, nel senso che anche lì c'è un invito preciso da parte del governo. È evidente che per i 12-16 anni il tema non è tanto, salvo casi rarissimi, il fatto che loro possano stare male se contagiati, ma è il fatto che ormai è evidente scientificamente, lo pensavano gli scienziati anche prima di incominciare con la vaccinazione di massa, ma nella scienza finché non hai la controprova non lo puoi affermare, diciamo così, in maniera assoluta, ma è evidente che la vaccinazione
diminuisce anche la possibilità di contagiare, cioè abbassa la carica virale nei soggetti vaccinati e quindi diminuisce la possibilità che questi loro stessi contagino altre persone. Tradotto, diminuisce la possibilità che i ragazzi di 12-16 anni contagino i nonni invece che altre persone che comunque hanno un'età superiore. Quindi da questo punto di vista penso che l'importante sia coprire il più possibile tutte le fasce. È evidente che il primo obiettivo, l'ha detto Figliuolo qualche giorno fa, ma ha dato una lettera anche ai presidenti di regione su questo, è arrivare a una copertura totale degli over 60. Ci sono tanti over 60 anche in Veneto che non si sono ancora vaccinati e quindi dobbiamo puntare prima di tutto a quelli, ma detto questo l'obiettivo deve essere vaccinare tutti. Sul Green Pass una battuta, registro quello che ha detto Crea prima, ma la dico così, ricordo che Zaia il 5 di maggio rivendicava con forza, mi ricordo la data perché è una discussione venuta fuori molte volte, di essere stato il primo in Italia a parlare di Green Pass, di passaporto vaccinale, bisognava farlo prima, quindi se non altro mi sembra che sul Green Pass ci sia un'adesione trasversale a parte Fratelli d'Italia. Perché? Perché credo che il Green Pass serva essenzialmente ad una cosa. Siamo in un momento in cui per fortuna la diffusione del virus è bassa, l'errore gravissimo che abbiamo fatto l'anno scorso è stato abbassare la tensione in un momento in cui la diffusione era bassa, e invece questo è il momento fondamentale per fare da un lato il tracciamento e dall'altro avere chiarezza di come si muovono le persone, di che cosa fanno, perché io sono distantissimo dal modello cinese, mi fa paura. Segnalo che c'è qualcuno anche di Fratelli d'Italia che a livello nazionale, non parlo dell'avvocato Crea, che in quest'anno ha spiegato che la Cina funzionava bene perché controllava le persone e noi non le controllavamo, ma quello per me non deve essere modello. Detto questo, avere un Green Pass, cioè avere una cosa che ci consente di verificare chi è vaccinato e come si muove, è fondamentale per evitare a settembre e a ottobre di ritrovarci nelle condizioni dell'anno scorso. Per cui da questo punto di vista secondo me deve esserci un'adesione totale, perché non possiamo più permetterci di fare gli errori che abbiamo fatto l'anno scorso. Allora, devo andare in pubblicità, Crea, un attimo, e poi preparatevi, l'ultimo giro è sulla manifestazione della Lega di oggi. Infatti grande assente in questa tavola rotonda Lega Nord, sono tutti a Roma per la manifestazione indetta da Salvini, la prima dopo un anno per la ripartenza del paese, e chissà, forse Salvini vuole riprendersi la leadership della coalizione, ma ne parliamo tra pochissimo proprio su questa manifestazione e sul perché chiamare a raccolta i cittadini ancora una volta se si è al governo. Quindi pubblicità e poi ne parliamo insieme. 14:21, ben ritrovati, edizione straordinaria di Antenna 3. Oggi è sabato, abbiamo ancora una decina di minuti per stare insieme, dunque siamo alle battute finali di questa tribuna politica. Abbiamo lanciato la manifestazione della Lega Nord convocata dal leader Matteo Salvini, che era in Veneto ieri, alle 16 oggi a Roma, Piazza Bocca della Verità. Prima l'Italia, è tornata l'Italia, questo il suo slogan. Allora, davvero l'ultimo giro di battute insieme. Partiamo da lei, Fabio Crea. Manifestazione della Lega, che significato ha? Lei ritiene che voglia riprendersi un po' la leadership del centrodestra, che Fratelli d'Italia starebbe portando via? Ma non lo so quale sia la finalità di questa manifestazione, faccio fede a quello che è riportato dagli organi di stampa nel virgolettato di Salvini, che è per ringraziare, insomma, il popolo italiano. Devo dire che nel momento in cui c'è un contatto diretto tra i partiti di qualunque schieramento essi siano e il proprio elettorato, è sempre un momento certamente positivo. Le manifestazioni non sono mai un momento negativo, sono un momento positivo, un momento come dire, di contatto e di virtuosità. Se questa manifestazione, certo che come dire, ma ci sareste spesso andati dal punto di vista, se vi avessero invitato? Non lo so, io non ho il telefono di Salvini, lui non ha il mio, quindi non mi avrebbe sarebbe piaciuto essere invitato? Ma dipende da quelle che sono innanzitutto le finalità della manifestazione, perché
è più naturale che un partito di opposizione al governo, tanto per parlare di principi o di prassi politiche, diciamo così, vada a manifestare sul territorio. Un po' più originale che lo faccia un partito di governo, ma al di là di questo devo dire che, conoscendo le finalità della manifestazione, la stessa si sarebbe potuto condividere. Noi siamo per condividere le manifestazioni, non per essere invitati alle manifestazioni, perché siamo sempre propositivi non soltanto nel contatto con il nostro elettorato, ma anche all'interno delle aule parlamentari. Ritornando alla manifestazione di Salvini, se questa ha altre, come dire, finalità, come qualche malizioso giornalista indica, e cioè come il tentativo di riconquistare la leadership, devo dire due cose. La prima è che la competizione, la sana competizione interna nell'ambito delle varie coalizioni, centro-est e centro-sinistra, è sempre utile laddove sia propositiva di progetti, di finalità, di obiettivi che il popolo possa comprendere e capire e quindi scegliere. Non credo che una manifestazione possa essere lo strumento per la riconquista di una leadership, ammesso che l'abbia persa, però certamente io ritengo, anzi noi di Fratelli d'Italia riteniamo che quello, e finisco assolutamente, che quello che si evidenzia in questo momento è che ciò che premia Fratelli d'Italia e la Meloni è da una parte la coerenza politica, che non può essere pregiudicata da vari tentativi di accordi. Si parlava prima di quota 100 e di reddito di cittadinanza, non è una polemica Cusumano, non si preoccupi, ma è per dire che sono due provvedimenti che sono in antitesi, e sono in antitesi perché la Lega non avrebbe mai proposto il reddito di cittadinanza, l'ha fatto perché doveva condividere con il Movimento 5 Stelle. Quindi questo per dire che cosa? Che all'interno che i governi si fanno nell'ambito di una omogeneità di visione politica, quindi coerenza. Dall'altra parte non è solo un'opposizione, è un'opposizione propositiva, perché quando c'è stato da dire sì e c'è da dire sì al governo si dice sì, ma soprattutto noi presentiamo settimanalmente decine di proposte a vantaggio del governo. Cusumano, che cosa possiamo dire in merito a questo? Manifestazione della Lega anche secondo voi, e poi il sostegno al governo sempre senza contraddizioni interne al partito? La vostra identità? La nostra identità, allora, in questo momento è sotto gli occhi di tutti, non dico niente di nuovo, insomma, stiamo avendo un cambiamento importante, cioè siamo diventati da forza di opposizione che giustamente urlava tutti i principi. Noi abbiamo sempre tenuto alta l'attenzione sulla lotta alle mafie, la lotta alla criminalità, le leggi appunto che devono andare a trovare i furbetti, diciamo, quelli che magari i più grandi evasori, e questo lo abbiamo fatto, lo abbiamo portato avanti. Adesso l'Ufficio delle Entrate riesce ad avere una visione molto più chiara di quelle che sono le persone che magari tendono a fare i furbi e a danneggiare quindi la collettività. E però è innegabile ed evidente il fatto che noi 51% da soli non siamo riusciti a prenderlo, e molto probabilmente, per come è organizzata l'Italia in questo momento, non riusciremo neanche mai a prenderlo. Non ce la fa la Lega, non ce la fa Giorgia Meloni, non ce la fa Forza Italia, non ce la fa il PD, e quindi dal mio punto di vista abbiamo dato un grosso scossone a quello che è il Palazzo con tutte le nostre iniziative e che abbiamo portato avanti. Basta pensare anche all'ultimo taglio sul cuneo fiscale che abbiamo fatto per i lavoratori dipendenti. Su questo adesso riuscirete ad imprimere, Cusumano, nel recovery la vostra impronta? State riuscendo ad imprimere? Il Recovery Fund e il Recovery Plan sono frutto del governo Conte, che ha portato in Europa un nuovo strumento su cui tutti gli Stati europei poi si sono allineati e sono trovati concorde che un tipo di debito fatto in questo modo in un periodo pandemico sia stato giusto farlo condiviso appunto in questo sistema. Essere incisivi, noi siamo incisivi, però dobbiamo comunque dialogare col Partito Democratico, con la Lega di Salvini e con Forza Italia, che fanno parte del governo, di questo governo di larghe intese. Dico ai miei elettori, agli elettori del 5 Stelle, è chiaro che se il Movimento 5 Stelle fosse stato da solo l'unico partito al governo, cosa che mi accorgo invecchiando e facendo politica sempre più impossibile, ma per dati oggettivi e obiettivi, basta vedere storicamente anche gli anni passati, dobbiamo cercare di trovare degli accordi anche con queste altre forze politiche. Questo è il punto, diciamo, e dopo ovviamente noi mettiamo da parte un po'
quello che è magari la nostra ideologia, non al 100%, ma magari mettiamo da parte qualcosa. La Lega viceversa è avanti così. Devo andare da Possamai, mi perdoni Cusumano, davvero, se no non riesco a dare a tutti lo stesso tempo. La Lega in piazza, Partito Democratico a fianco di Draghi, che cosa porterete a casa adesso? No, segnalo che Salvini è sempre più simile a Bertinotti o a Ferrero, meno noto ma simile anche lui, cioè che stavano al governo, la mattina andavano in Consiglio dei Ministri, il pomeriggio andavano in piazza a manifestare, per cui diciamo così, probabilmente ha radici di rifondazione comunista, anche se oggi fa il segretario della Lega. Ma a parte le battute, la questione è molto seria, perché al governo ci si sta e ci si sta seriamente, perché è troppo facile fare come sta facendo Salvini, non soltanto andando in piazza, ma anche quotidianamente attaccando, poi facendo un passo indietro, poi riattaccando, poi rivendicando cose che in realtà non sono sue. È un modo di stare al governo che a me non convince, perché non è serio in un momento in cui invece la serietà dovrebbe essere la stella polare. Che cosa portiamo a casa? Io credo che non ci sia da portare a casa per il PD, ma credo che il successo del governo sia anche un successo del PD, nel senso che noi insomma siamo in linea con Draghi, l'abbiamo ripetuto tante volte, sia sulla via, diciamo, di come ha gestito fino adesso la pandemia, quindi l'attenzione alla vaccinazione, non mi ripeto su cose che abbiamo già detto, ma soprattutto su come dobbiamo rilanciare questo paese, perché poi questo governo lo misuriamo su questo. Per cui che cosa vogliamo portare a casa? Vogliamo portare a casa un PNRR che, al di là delle schede, dei progetti che abbiamo già visto, sia calato in frettissima sul territorio, perché io lo ripeto ogni volta che vado in televisione questa cosa, perché per il nostro paese è una cosa difficile. Tutto ciò che mettiamo in cantiere, fisico e non, che riguarda i fondi che ci arrivano col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, deve essere concluso entro il 2026. Per darvi un'idea, la Pedemontana l'abbiamo fatta in 30 anni, qui stiamo parlando di 5 anni, e di 5 anni per fare tutto in tutto il paese. Quindi la politica deve ingranare la marcia. Esattamente. Va bene, grazie. Allora io ringrazio i miei ospiti, Fabio Crea, Giacomo Possamai, Giacomo Cusumano, grazie per essere stati con noi. Negli ultimi 30 secondi a nostra disposizione le immagini dell'aeroporto Allegri. Queste sono le immagini che arrivano dalla nostra troupe sul territorio. Vi ricordo quello che è accaduto intorno alle 13. Un piccolo aereo è precipitato all'esterno dell'aeroporto Allegri di Padova, un piccolo aereo da turismo, il pilota è morto carbonizzato. Non ci sono state altre vittime, nessuna automobile è stata coinvolta né alcun passante. Quello di Padova è un piccolo scalo sul quale non operano compagnie di trasporto passeggeri. Ecco, quindi vi facciamo vedere le ultime immagini che ci sono state inviate, la nostra troupe è lì sul posto. Ovviamente poi questa sera nel corso dei nostri notiziari vi daremo tutti gli aggiornamenti su quanto è accaduto e sull'identità della persona che purtroppo ha perso la vita. Grazie ancora ai miei ospiti per essere stati con noi, fa sempre bene il confronto e noi di Antena 3 ne siamo convinti, quindi grazie ancora Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia e la Lega Nord alle 16 è a Roma per una manifestazione. Grazie a voi per essere stati in nostra compagnia, l'informazione torna a partire dalle 18:30 con il TG del Veneto. Arrivederci.